Continuiamo con la lettura di una paginetta di questo bel libro, Il leone alato, e poi presento subito i graditissimi ospiti. Lo Junker A60, con la sua silhouette accattivante e scintillante sotto il sole, è giunto per la prima volta a Venezia. Sono tantissimi i telefonini a immortalare questi momenti. Nel sollevare la calotta trasparente, i due piloti vengono avvolti da una meravigliosa brezza marina. Solo ora hanno modo di pensare e di aver effettivamente compiuto un'impresa. Si fa avanti il direttore dell'aeroporto Nicelli, il quale presenta il sindaco e via via altre figure di spicco, intervenute a dare il benvenuto e il saluto alla Junkers, la quale, a distanza di così tanti anni, riporta all'aeroporto Nicelli un suo aereo. Un breve momento di formale scambio di saluti all'interno del bellissimo salone che ha visto tanta storia passare ed è ancora lì, in tutto il suo fascino, così come la terrazza, 2 piani sopra, dove viene offerto un aperitivo. Foto diritto, poi 5 minuti dedicati ai giornalisti presenti. Qualche video ripresa accanto all'aereo, qualche battuta sul lungo volo appena compiuto. Spunta un vassoio con una riga di calici e in mezzo una bottiglia subito stappata. Ah, Prosecco Doc. Ci piace molto trovarlo qui. E sì, il consorzio produttori è sponsor della mostra internazionale del Cimina qui al Lido di Venezia. A proposito di Prosecco, quei vigneti sulle colline UNESCO non sono così lontano da qui, vero? Sarebbe bello andarli a visitare. Stavolta non ci sarà tempo, ma speriamo in una prossima occasione. Certamente, dice il direttore dell'aeroporto. Anzi, aspetti, mi dia il tempo di verificare. Semmai le faccio sapere. Vogliamo scendere a pranzo al nostro ristorante qui sotto? Prego, seguitemi, faccio strada. Ecco, dopo aver letto questo bel libro e vedete anche queste bellissime immagini proprio ricavate dall'alto per vedere la bellezza del nostro territorio, saluto e ringrazio veramente prima di tutto Cristina Geller. Ciao Cristina, sono molto felice di vederti, ma veramente tanto, e mi fa piacere che tu abbia accettato l'invito, così ricorderemo una persona a me molto cara che è stato tuo fratello Stefano, tu lo sai, che veniva molto volentieri qui con Mirella, e saluto anche il dottor Diego Silvestri, presidente associazione Luca Coscioni. Buongiorno dottor Silvestri e grazie anche a lei di essere presente. Buongiorno, grazie Mirella, ciao Cristina, ciao Mirella. Allora Cristina. Ciao Diego. Ciao. Allora, buongiorno Mirella, grazie. Abbiamo anche Cristina Guarda, l'onorevole Cristina Guarda, europarlamentare. Grazie Cristina anche tu di essere qui con noi, mi fa molto piacere vederti perché ho proprio delle domande, so che non avrò risposta sicuramente perché non le avrai ricevute, però io le farò lo stesso. Allora intanto inizio proprio da Cristina Geller. Io ho letto questo libro, Cristina, dimmi la verità, quante volte tu e tuo fratello avreste avuto voglia che arrivasse un aereo, di prendere il volo e di sparire e di tornare veramente a vivere i momenti veramente di tranquillità, di serenità, che io sono sicura che li avete vissuti. Poi questa malattia, questa comunità che fa fatica ad accettare il diversamente agile, io chiamo così queste persone che hanno delle difficoltà, per me sono persone meravigliose, perciò li chiamo diversamente agili, ma soprattutto la forza di metterci la faccia, di dire quello che sta succedendo a loro, di capire veramente dove la politica, poi sentiremo Cristina Guarda cosa dice, dovrebbe fare un passo a lato e capire che la vita di una persona è la vita della persona, di quella persona, ognuno ha la sua vita ed è propria. Cosa mi dici Cristina? Prego Cristina. Beh, allora intanto grazie di avermi invitata stamattina. Diciamo sì, momenti belli con Stefano, ho dei bei ricordi, soprattutto magari da bambini, ecco, quando si riusciva ancora, che si stava un po' meglio fisicamente, si riusciva ancora a fare qualcosa, a giocare insieme, ecco. Dopo la malattia purtroppo Stefano ha iniziato molto presto, ai 15 anni, quando è stato operato, e dopo da lì non ha più camminato. Ecco, quindi diciamo che poi insomma Stefano ha vissuto un'adolescenza molto difficile, insomma, per un ragazzo così giovane, magari non poteva fare tante cose, insomma.
E certo, e l'abbiamo sentito anche dalla sua voce, però questa voglia di raccontarsi, questa voglia di aiutare il prossimo, ecco, è questo quello che mi è rimasto. Ecco, lui non è che voleva aiutare solo se stesso, voleva aiutare il prossimo, che non capitasse quello che è capitato a lui, la sofferenza che molti non riescono a capire. Dottor Silvestri, presidente di questa importante associazione, Luca Coscioni, che se non ci fosse dovremmo inventarla, perciò non finiremo mai di ringraziarvi. Com'è la situazione oggi, venerdì 19 giugno 2026? Ciao Mirella, continui a chiamarmi presidente dell'associazione. Ah sì, questo ho scritto, io chiamo... tutto perché non sono presidente dell'associazione, la nostra associazione ha ben 3 presidenti. 3 presidenti. E quindi, sì, sono in copresidenza, ecco, però io sono, come dire, responsabile non è la qualifica, è l'impegno, la volontà. E di qualche campagna, certo, no, ma mi sento, posso dire, presidente dell'amicizia che ho avuto con Stefano Keller, ecco, nel senso che non ho mi sono fatto veramente fiero di questo onore, perché fai bene a sottolineare la grande novità sul panorama così quotidiano delle persone che soffrono di disabilità. Stefano rappresenta veramente una persona che a un certo punto ha detto: ma basta stare a casa a lamentarci, basta vivere queste malattie, queste situazioni in maniera così passiva, anche con vergogna, no? Vergogna familiare. E quindi ha messo la faccia e si è attivato. E io sono stato veramente, come dire, testimone, presidente della forza che Stefano a un certo punto ha tirato fuori. E devi dire proprio bene, lo dici bene, forza per gli altri, per cui la storia di Stefano Keller rappresenta anche la storia non solo di una persona con disabilità, non solo la battaglia del suicidio medicamente assistito, ma rappresenta anche il tema dell'impegno politico, cioè ci ha svegliato Stefano, perché se non ci fosse stato Stefano nel Veneto non avremmo avuto questo rapporto con la stampa, non avremmo avuto questo rapporto con le istituzioni. È venuto Zaia, è venuto il vescovo a casa sua, con i cattolici, non avremmo avuto quello che effettivamente è stato fatto, che è la comprensione delle persone, comprensione delle difficoltà, da quelle economiche a quelle affettive, sessuali, eccetera, eccetera, perché sono tutti temi che se noi viviamo all'interno delle nostre case, nella nostra quotidianità, chiusi dentro, li viviamo in un modo, ma se li portiamo all'attenzione di tutti, all'evidenza di tutti, diventano temi politici. Quindi Stefano ha fatto politica a modo suo e ti posso dire che ha rappresentato anche un'energia che noi attivisti a volte non avevamo, nel senso che avevamo un po' di cautela, di paura di esporci troppo. Stefano assolutamente non aveva questo e ha fatto delle cose veramente che hanno segnato. Ecco. Per rispondere alla tua domanda, sai che io parlerei tanto, ma per rispondere alla tua domanda, cosa stiamo facendo? Ma stiamo facendo il massimo, perché quello che sta avvenendo adesso nelle regioni è una cosa potente, no? E lo si capisce con la difficoltà del Parlamento. La strategia nostra di toccare le regioni è stata giusta. Allora, il Veneto, sai che è stata la prima regione che ha presentato la proposta di legge, Cristina Guarda era presente e lo sa, e siamo stati i primi, e sarebbe stato bello essere stati i primi, come la Toscana, come la Sardegna e via così, e in parti diverse anche l'Emilia Romagna. Invece non è stato così. Adesso ci sono altre regioni che ritornano a raccogliere le firme, come abbiamo fatto noi. Noi i numeri ce li abbiamo, cioè le firme le abbiamo, cioè i cittadini che vogliono che sia normata questa procedura ci sono tantissimi, nel Triveneto sono l'80%, quindi mettiamocela via politici, sarà così, e quindi lavoreremo perché vada in commissione, rivada in commissione la nostra proposta di legge con degli emendamenti. Deve essere votata positivamente perché le carte sono quelle, cioè la Corte Costituzionale ha già stabilito quali sono i criteri in Toscana per cui la legge diventa lecita. E la grande contraddizione è questa, che avremo delle regioni in cui la legge è lecita, cioè qualcuno potrà morire come vuole, qualcuno malato e sofferente potrà morire come vuole in qualche regione, mentre nelle altre regioni no. E ci sarà questa vaghezza
interpretativa sul sostegno vitale, per cui mancano proprio delle cornici che permettano di avere una legge omogenea e quindi di dare una risposta a tutti un po' nello stesso modo. Quindi è una battaglia continua, per noi continueremo, che battaglia per noi vuol dire anche portare, cioè conoscere le persone che vogliono morire come desiderano loro, e purtroppo ci sono persone che non sono morte come hanno voluto. L'ultimo è Stefano, chiamato così, un nome di fantasia, Stefano in Toscana, che è morto ancora come non ha voluto, purtroppo. Ecco. Dopo fermo dottore, che sentiamo anche l'onorevole Cristina Guarda, dopo aver sentito le parole di questi, chiamoli addetti ai lavori, che cercano di mettere le pezze, di portare avanti delle battaglie per vincere una guerra che veramente non dovrebbe neanche essere iniziata. Perché? Perché la vita è mia, sarò io che decido quello che voglio fare della mia vita, come voglio vivere, come voglio morire. Perché siamo arrivati a un punto che non siamo più persone, Cristina, siamo dei numeri. Allora, più numeri hai, più forza hai. Se hai pochi numeri o sei diviso in tante situazioni anche importanti, non vai da nessuna parte. Poi sentiamo i politici, ma sanno di cosa parlano? Non tutti, perché ce ne sono per carità anche di preparati, non dico di no. Ma quello che riguarda la vita di una persona, che è la politica che deve decidere come morire, dove morire, quando morire. Sai cosa penso, Cristina? Sai che io parlo molto chiaro, non è che giro attorno ai discorsi. Che sia diventato un business anche la morte. Per me la morte è diventata un grande business. Se hai soldi, se hai la possibilità, se hai inserito in un certo contesto, forse se ce la fai. E se no decidono gli altri quanto devi vivere, come devi vivere o come devi morire. Prego Cristina Guarda. Io ti ringrazio Mirella e saluto davvero calorosamente Diego, che mi ha accompagnato quando ero consigliera regionale a comprendere questo tema e a discuterne, e ringrazio tantissimo Cristina. Non ho avuto l'onore e l'occasione di incontrarla, però io ammetto che non essendo in consiglio regionale ma essendo in Parlamento europeo mi permetto di affrontare adesso questo tema non soltanto da un punto di vista politico ma da un punto di vista personale. Io vengo da una cultura, da una famiglia cattolica e quindi per me la discussione, il ragionamento, la riflessione rispetto all'etica dietro alle scelte personali e dietro alle scelte riguardanti la vita è profondamente importante. Quando mi sono approcciata a discutere il progetto di legge presentato dall'Associazione Coscioni, per me è stato estremamente quindi duro. Perché mi ha messo di fronte all'obbligatorietà di affrontare un tema che avrei tanto voluto non dover affrontare personalmente, perché mi metteva un po' in conflitto, no? Però io credo che come politici noi dobbiamo mettere anzitutto non il nostro esclusivo valore al centro, ma comprendere che siamo in una società che ha che esprime diverse necessità e che queste necessità devono essere accolte in qualunque modo io la possa pensare. Io soffro di una malattia cronica che è molto molto meno impattante rispetto a tante altre degenerative che portano a determinati tipi di scelte, ma nella malattia cronica, non riuscendo a trovare soluzione, ho amici, miei compagni di viaggio nelle cure e io stessa che ci siamo interrogati rispetto a come gestire questo dolore, se è davvero giusto, no? Soffrire così. E ci sono persone che conosco che hanno addirittura tentato il suicidio perché non trovavano risposta in questo dolore, risposta in termini proprio di risposta farmacologica, nonostante fossero presi in carico adeguatamente e al 100%. Quindi per me la votazione di un progetto di legge di questa linea, che consente di avere un percorso chiaro, di non essere dimenticati nella propria richiesta di decidere come morire, è un percorso legislativo importante in cui finalmente non si mette, in cui la politica comincia a dire che io mi prendo cura di tutti senza imporre il mio valore. Ecco,
Accanto a questo, forse però anche questa lotta ha aperto una discussione che troppo spesso a livello regionale o nazionale si dimentica, che è il sostegno nei confronti della sanità pubblica, l'accessibilità ai servizi sociali e sanitari e anche l'accessibilità alle cure palliative, che sono una cosa differente e che però, come dire, sono necessarie e utili comunque nel percorso di presa in carico sanitaria, necessarie anche nella fase precedente, diciamo, alla scelta, nella comprensione della scelta rispetto al fine vita. E quindi io credo che se c'è un altro merito, oltre a portare al centro la necessità di difendere la volontà personale e di consentire che questa avvenga a prescindere dal livello economico, come dici tu, Mirella, che non escluda nessuno, ma che soprattutto non lasci nel limbo le persone e nel senso di abbandono, ma anche apre una discussione rispetto al fatto che non si può fare la bella faccia per difendere la vita per poi dopo non finanziare tutto ciò che riguarda la presa in carico sanitaria e sociale, che spesso appunto fa sentire soli, fa sentire abbandonati. Per cui questo mi permetto di dirlo perché è molto facile esprimersi politicamente sui valori per poi dopo non impegnarsi ad affrontare le problematiche quotidiane delle persone. Questo mi sento di dirlo in affiancamento, insomma, alla lotta che Coscioni sta facendo. Io vorrei sentire anche cosa ne pensa Cristina Geller. Cristina, cosa pensi di quello che hai sentito, sia quello che ho detto io che anche gli altri ospiti? Prego, Cristina. Allora, sicuramente magari quando si parla anche di aiuti, di non lasciare sole le persone disabili, sicuramente c'è tanto ancora lavoro anche sotto quell'aspetto. Però qui parliamo più che di aiuti, di lasciare soli, proprio di chi ha un dolore fisico, che quindi decide a un certo punto di prendere quella scelta del suicidio assistito. Non è che qua si vuole fare una propaganda sulla morte, eccetera. Qui è una scelta proprio personale. Non è che se passa, che io spero che passi sta legge, ovunque, non solo in Veneto, poi si va a bussare a casa di tutte le persone che stanno male a dire dai devi morire, eccetera. Quella è una scelta personale. Ci sono persone che soffrono, che hanno dolori e che non percorreranno mai, non vorranno mai fare una scelta del genere, e anzi magari vogliono vivere e morire in modo naturale fino alla fine. C'è chi invece certi dolori che comporta la malattia non ce la fa più a sostenerli, e quindi per me deve essere proprio libero di scegliere. È come anche si parla su Stefano, non so, penso che si sa che è uscito questo docufilm sulla vita di Stefano, e anche là non è che si parla solo della scelta sul fine vita, si fa vedere proprio il quotidiano di Stefano, come vive una persona con una certa patologia, le difficoltà che può avere. E quindi, e come dice anche Diego sul docufilm, che è importante avere una via d'uscita, perché quando Stefano ha fatto la richiesta alla nostra ULSS, e quei 3 mesi che ci ha voluto prima di ricevere una risposta, era molto ansioso, spaventato, anche per paura di, magari lui aveva problemi anche di deglutizione, quindi aveva paura anche di morire soffocato. E quindi, nel senso, come dice Diego, avere una via d'uscita, quindi sapere di poter rivolgersi e fare un suicidio assistito, è tanto per una persona, perché quando Stefano è arrivato il sì dall'ULSS, lui proprio ha iniziato a vivere le giornate in modo diverso, in modo più sereno, perché sapeva che quando non ce l'avrebbe fatta più a sopportare i dolori e le problematiche della malattia quotidiane, bastava che chiamasse e faceva la scelta che voleva fare. Ovviamente per i familiari vicini accettare una cosa del genere, ovvio che non è semplice. Ho fatto difficoltà anch'io quando Stefano mi ha messo davanti a questa scelta, però avendo la sua stessa malattia
cioè mi sono immedesimata, cioè ancora meglio, verso un fratello. Quindi poi ho capito e rispettato la sua scelta, perché è inutile, cioè è da egoisti tenere lì una persona solo perché dici no, devi restare con me, ma se una persona è insofferente, non ce la fa più, deve avere il diritto di scegliere, perché la vita è sua, non è che è di qualcun altro. Guarda, che ti ringrazio tantissimo perché hai detto una cosa importantissima, Cristina, il rispetto della sua volontà. È la sua volontà che io devo rispettare. Sono scelte che io devo condividere se ho rispetto della persona, se questa persona ha deciso di vivere o di morire in queste condizioni. È la scelta che io devo rispettare. Sentiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, velocissimo, mi raccomando, vai. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. A Cristina che dico, tuo fratello è già un eroe perché con tutta la sofferenza che aveva indosso e pensava anche per gli altri, si è aperto la strada anche agli altri che ne sono condizioni. E quello non c'era a vivere, c'era una sofferenza continua, ma di cosa non mi cerca di fare tante robe? Era fatta la scelta più giusta che l'ha visto lui, è il suo diritto. Niente da dire, onorarlo perché sta bravo, perché tu sai sofferenza indosso che è avuto, che è una roba immensa, va bene, sapete dire i spagni in maniera, che sta bravo, bisogna ricordarlo, brava Mirella, perché mi aspettavo che ti invitassi qualcuno per fare un discorso su Stefano. Io l'ho conosciuto tramite te in pochi anni, ed era sofferenza in persona. Non lo dimostrava perché era anche a momenti era allegro, però vivere quello non è vivere, perché bisogna vivere dignitosamente, ma quello non sappiamo vivere, non ha scelto di morire o di vivere, quello non era vivere. Mirella, ti saluto, tanti auguri a tutti quanti e soprattutto a sorella che con dignità più ancora Stefano da vissuto. Insegnargli a tutti come si fa. Grazie. Ciao Mirella. Grazie Rinaldo. Allora andiamo a sentire il Presidente della Regione Veneta, Alberto Stefani, sul fine vita. Il fine vita torna al centro del dibattito politico anche in Veneto, riaprendo lo scontro sulle competenze tra Regione e Parlamento. Il prossimo 3 giugno, proprio a Palazzo Madama, si inizierà a discutere sulla proposta di legge. A pronunciarsi sul tema anche il Presidente del Veneto, Alberto Stefani. È fondamentale dire le cose come stanno in questo senso. Fine vita è un tema di carattere nazionale. Chiunque ci sta ascoltando capisce che non può esistere che una regione disciplini la cosa in maniera completamente diversa dagli altri. Però se vogliamo essere concreti sul punto, la Regione ha una prerogativa che è la legge di iniziativa regionale, una legge statale, quindi che viene proposta al Parlamento e il Parlamento poi può approvarla. Tra l'altro risulta che il Parlamento sta calendarizzando i progetti di legge in materia di fine vita e quindi se vogliamo davvero arrivare a questa discussione dobbiamo scegliere questa strada. Tutte le altre strade portano ad un vicolo cieco. Per il governatore è impensabile che norme su temi così delicati possano valere soltanto in un singolo territorio, da qui l'appello a una disciplina nazionale condivisa. Esiste questa prerogativa da parte della Costituzione, le sentenze della Corte Costituzionale sulla legge toscana e sulla legge della Sardegna che hanno provato a disciplinare in via autonoma, quindi a livello regionale, il fine vita sono state smantellate. Quindi o continuiamo ad andare addosso al muro oppure scegliamo di fare un'altra strategia, quella di proporre un'iniziativa di legge che parte dalla Regione e che arrivi però al Parlamento. Solo il Parlamento può disciplinare in maniera organica una disciplina che riguarda i diritti della persona. È ovvio che nessuna regione può decidere in maniera autonoma rispetto alle altre su un tema come questo, sono proprio questioni che tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiarito in maniera netta. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella e ciao a tutti quanti le altre persone, vado velocissimo. Mi penso, se posso parlare in dialetto comprensibile, penso che uno dei problemi importanti che blocca tutto è il fatto che le istituzioni, sia quelle pubbliche sia quelle definire i corpi intermedi, no? Spesso, cioè per esempio, un esempio, la Chiesa Cattolica al loro interno è frenata da molte contraddizioni
o differenziazioni. Un esempio, la Chiesa Cattolica è apertissima per i diritti delle persone e della società per quello che riguarda i migranti, il clima, il lavoro e via parlando. Ma per quello che riguarda per esempio il discorso dell'aborto ma anche del fine vita è tutto l'opposto, cioè sembra quasi due associazioni diverse. Ugualmente l'istituzione pubblica, lo Stato, Roma nel Parlamento e nel Governo risente molto di questi effetti frenanti e di conseguenza è naturale che succeda che delle istituzioni pubbliche ma più locali, per esempio le regioni, esprimono un territorio che è molto più a favore di certe scelte come la Toscana e come la Sardegna, cioè quello che manca su certi temi è una distinzione chiara e precisa per chi è, per esempio, per chi è a favore o chi è contro, come era una volta i Guelfi e i Ghibellini per dire, ma finché rimane nelle istituzioni pubbliche, sia pubbliche che quelle, come dire, di corpi intermedi, queste differenziazioni, questo crea un freno. Chiudo dicendo che mi penso che in questo momento qua, quasi è più importante il lavoro interno alle istituzioni, quelle dei corpi intermedi, perché a me mi colpisce che la Cristina Guarda, che è una cattolica, ma anche la Mirella, che è cattolica, sia a favore del fine vita, mentre la Chiesa del Vaticano è contraria. Forse in questo momento il lavoro più importante è quello interno a queste istituzioni pubbliche, definire corpi intermedi, più che quello nelle istituzioni pubbliche statali. Basta vedere il discorso che fa il Presidente della Regione Veneto, che lui, come dire, fa, tra virgolette, una furbata, cioè sì, mi devo far vedere che esiste la Regione, però dopo la decisione la prende Roma, sapendo che a Roma tutte queste contraddizioni arriverà comunque a frenare o quantomeno a svuotare il più possibile quella che è la decisione finale. Grazie, che per me è semplice, cioè la vita è mia. Non ce la faccio, grazie Vladimiro, grazie, molto chiaro. Beh, io non ho mai detto di essere cattolica, io ho sempre detto che quello che penso e soprattutto capire cosa vuol dire vivere o morire. Poi faremo vedere anche un pezzetto di una persona invece che lo chiede anche lei. Dottor Silvestri, a lei. Interessante, complimenti Mirella nella discussione che hai creato. Allora, la persona che ha appena telefonato mi coglie completamente in condivisione col suo pensiero sulle furbate, eccetera, eccetera, perché è vero questa cosa, cioè o parliamo di un diritto di scelta o non c'è questo diritto di scelta, non ci sono vie di mezzo e non possiamo mettere ostacoli. Quello che Stefani sta facendo è un ostacolo, e mettere le cure palliative come cure obbligatorie è un ostacolo, e dire se decide Roma è un ostacolo, e avanti così. Vi riporto una cosa che è: ma come mai noi dell'associazione Luca Coscioni ogni volta che siamo andati a processo li abbiamo vinti, abbiamo vinto le nostre impugnative? Ma perché? Perché il giudice si rifà alla nostra Costituzione, questo è, e quello che è stato aggiunto nella 219, che sottolinea i principi costituzionali, cioè la libertà di scelta e il fatto che uno Stato non può imporre a una persona un trattamento che non vuole. Su questo il giudice ci ha sempre dato ragione. Come mai il medico che ha aiutato a morire per Giorgio Welby per andare alle origini è stato scagionato, no? Che era accusato di eutanasia, no? Perché? Perché lo poteva fare. Ha sospeso i trattamenti perché il paziente chiedeva la sospensione dei trattamenti e lo ha aiutato sedandolo per non angosciarlo nell'ultimo respiro. Cioè, per dire, perché poi il giudice lo ha scagionato? Perché ci sono le leggi e la nostra Costituzione è una legge potentissima. Su questo noi come associazione stiamo svelando questi diritti. Una persona può interrompere i trattamenti se non li vuole? Sì, e quindi chiediamo che lo Stato aiuti le persone che vogliono interrompere i trattamenti perché sono stufe di vivere in quel modo non dignitoso. Tutto qua è molto semplice e dobbiamo vivere gli altri, quindi quelli che si oppongono a questa libertà di scelta, come quelli che vanno contro corrente. Non siamo noi che abbiamo portato un tema nuovo, sono gli altri che vogliono andare contro corrente e questa controcorrenza
è pericolosa, perché bisogna andare al codice Rocco e dire è ancora valido quel codice Rocco, cose che, se ci pensate bene, Cristina aiutami, Cristina guarda aiutami, non può andare avanti così, dobbiamo rispettare la libertà di scelta delle persone al di là della loro pensiero, della loro cultura, del loro modo di pensare, della loro religione, eccetera, eccetera. Sì o no? Perché, come ha detto giustamente il signore che ha telefonato, il diritto è quello pensiamo. O aiutiamo le persone che vogliono avvalersi di questo diritto, o gli diciamo no, sbagli, devi soffrire come voglio io, perché io penso che sia giusto. Molto chiaro, e ringrazio il dottor Silvestri per far capire anche l'importanza del dialogo che si è creato. Qui non si tratta di essere cattolici, cristiani, avere la fede. Qui si tratta che quando il male diventa insopportabile, che la tua condizione di vita non ti permette più di vivere come tu vorresti vivere, ma soprattutto le pene e le sofferenze che comporta, questo diventa una tua scelta, sei tu che devi decidere. Ma stiamo scherzando? Ma chi deve decidere al posto mio? Cristina, guarda, come commenta le parole che abbiamo sentito? Prego. Ringrazio per le condivisioni e le riflessioni assolutamente importanti. C'è una cosa che vorrei mettere sul tavolo anche dopo aver ascoltato le parole del Presidente della Regione. Cioè, noi abbiamo comunque una sentenza della Corte che indica una strada e che riconosce questo diritto, e non è che le regioni con le proprie norme vanno a decidere se è possibile o meno, vanno a decidere il percorso attraverso cui applicare quella sentenza della Corte. E allora il principio è proprio questo, cioè non andare a legiferare in maniera adeguata questi passaggi significa ancora di più generare differenza di trattamento anche all'interno del contesto regionale, per cui è questo che vogliamo. Punto numero uno, cioè non è responsabilità politica dare un'indicazione chiara e sicura per non mettere nella difficoltà né il paziente né anche il settore sanitario, i medici eccetera, per cui c'è bisogno di questa chiarezza, è questo che viene chiesto alle regioni, non di lasciare al Parlamento la decisione ma di governare quello di cui è responsabile la regione, cioè come funzionano le nostre ULSS da Belluno a Rovigo, da Verona a Venezia, e quindi questo è il primo passaggio. Questa è la responsabilità politica, al di là del proprio pensiero personale, della propria scelta personale. Il secondo passaggio è questo. Viene molto utilizzato, al di là della posizione della Chiesa Cattolica, che riconosco che sicuramente ha un grandissimo peso in queste decisioni, soprattutto a livello romano, è verissimo, ma il problema è quando questo viene utilizzato in maniera viene utilizzata in maniera tale da non riconoscere e dimenticare la persona che ti chiede aiuto. Questo non è cristianesimo, non è cattolicesimo dal mio punto di vista, e magari dirò una blasfemia riconosciuta magari da chi ne sa più di me della religione a cui io aderisco, ma quando una persona chiede aiuto e tu la ignori dicendo è responsabilità di qualcun altro, e non dai la garanzia di essere seguito adeguatamente nel percorso della sua scelta di fine vita o di non fine vita, significa andare ad ignorare, e cristianamente io lo ritengo assolutamente inappropriato e non giusto e non rispettoso dei valori a cui personalmente io sono stata educata. E l'educazione che ho ricevuto è stata quella di prendermi cura dell'altro, di non dimenticarlo, di non ignorarlo e di non ignorare la sua volontà. Questo è quello che io ho ricevuto come insegnamento, e credo che utilizzare da questo punto di vista la fede per dire lasciamo a qualcun altro la scelta, mentre noi non governiamo quello di cui siamo responsabili, è eticamente e non soltanto politicamente inappropriato. Allora, Cristina Geller, cos'è la fede in un momento quando questa malattia ti accompagna in un percorso doloroso, distruttivo, vedi il tuo corpo cambiare, ecco, il dolore è molto forte. Cos'è la fede? Tu che sai cosa vuol dire il dolore, la sofferenza, soprattutto anche psicologica, ecco, vedere tuo fratello, come farò io a decidere, ecco, essere in sintonia con quello che lui vuole, il mio fratello, lo amo, lo adoro. Prego, Cristina. Allora, diciamo che io non è che frequento la chiesa e non sono molto credente. Mia mamma, che ha sofferto, è stata allettata per più di 20 anni a letto con tracheotomia e macchina per respirare. Lei era una molto credente.
fino a un certo punto, e dopo ha perso anche la fede e non voleva più saperne niente, ecco. Quindi nel senso che io non sono una che prego molto in questo caso. L'unica cosa che penso, perché dopo leggo anche quando ci sono tanti post sui social, articoli del fine vita, leggo molti commenti di chi è cattolico, che quindi rispetto la sua idea, e leggo dove dicono, nel senso che Dio ci ha dato la vita e solo Dio può togliercela. Ecco, e io qua non sono molto d'accordo, nel senso che anche perché Dio in teoria dovrebbe, cioè non vuol vedere soffrire, non credo che apprezzi vedere soffrire le persone, e quindi penso che sia una scelta nostra, solo nostra. La vita, cioè appunto non abbiamo scelto di nascere, almeno che decidiamo come voler morire e quando voler morire. Ma senti Cristina, ma quello che io vedo è che c'è una grande tecnologia, questi macchinari che ti fanno respirare, fanno di tutto e di più, ma se non ci fossero? Se la tecnologia non fosse arrivata a questi livelli, cosa sarebbe la morte? Come verrebbe la morte se non avessi questa macchina, questa spina da attaccare o da staccare? Pubblicità. Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all'altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. All'improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c'è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l'aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità. Abbiamo Mirella da Vicenza. Vai Mirella. Buongiorno signora. Allora, mi spiace sentire tutte queste voci che parlano di morte, solo di morte. Questo mi fa molto soffrire. Io ho avuto delle esperienze pesanti, però perché ci sono i soldi per aiutare a morire e non c'è l'assistenza adeguata, l'amore di persone che si avvicinano a queste persone in grave difficoltà e grande dolore? Non sarebbe meglio donare loro l'amore e i mezzi necessari per vivere comunque una vita dignitosa? Io le parlo perché ho già sperimentato queste cose. La vita è bella anche nel dolore, se si è accompagnati da persone che ci amano e abbiamo la speranza nel cuore. Io sono credente, forse questo mi ha aiutato molto a me personalmente, però mi spiace sentire queste voci che chiedono la morte. Vuol dire che devono avere tanta tristezza dentro di loro e nessuna persona che li ami, o ben poco amore, il poco amore devono essere circondati, perché se solo avessero una persona che li ama, che li fa sentire desiderati, amati, non desidererebbero morire. Io auguro a tutti di trovare prima o dopo una persona che li ami e la speranza nella fede, se la vogliono, perché si può vivere sicuramente anche senza fede. Però la fede ti dà aiuto, non ti cancella il dolore, però ti sostiene. È solo questo che io spero e auguro a tutti, di avere qualcuno da amare e da essere amati, e che lo Stato prima o dopo si decida a dare il giusto sostegno a queste persone. Grazie signora per avermi permesso di parlare.
Buona giornata. Mirella, grazie a te cara Mirella, grazie. Sentiamo il dottor Silvestri e poi andiamo anche da Cristina Geller, visto che si parlava anche di amore. Penso che Cristina può dire veramente qualcosa in più. Prego, dottor Silvestri. Sì, la discussione è questa, e cioè, come abbiamo appena sentito da casa, cioè esistono realtà diverse e modi di concepire la morte e la vita diverse. E questo è un esercizio mentale che dovremmo fare. Roberto, che abbiamo visto prima, è una persona che si chiama proprio Roberto e ci ha messo la faccia, abita a Padova, quindi se qualcuno pensa che sia solo, abbandonato, triste, senza fede, lo vada a trovare, ci parli insieme, gli chieda cosa ti manca, perché in realtà non è che gli manca, lui sta vivendo con un tumore nel cervello che può creargli una disfunzione, disabilità e perdita di autonomia che secondo lui sarebbe una perdita di dignità, non vuole vivere così. Quindi questo, conoscere Roberto, è sacralità della vita, è lui che definisce la sua vita così, non è la mia mancanza di fede che definisce la sua esistenza, non è la mancanza di amore che io sto mettendo nella mia vita, è la sua vita, e quindi rendere sacra la sua vita vuol dire rispettare la sua scelta. Ecco, lui non vuole vivere senza senza le sue autonomie, ci tiene tantissimo, come qualcuno non vuole vivere senza l'amore, la preghiera, la carità cristiana, eccetera, eccetera. Sono valutazioni diverse, sono pesi diversi, però quando li pesiamo dobbiamo rispettare anche le bilance diverse che gli altri hanno, perché soppesano gli altri valori della vita in un altro modo. Poi proviamo anche a fare questo esercizio. Non è vero che una persona che pensa alla morte come Roberto sta svalutando l'esistenza, la vita. Roberto è una persona vivacissima, io lo conosco personalmente, l'ho conosciuto, ci frequentiamo e vi voglio veramente una persona vivace, che ama la vita, ha 1000 passioni, legge, dipinge, scrive libri, quindi è una persona viva, non pensiamo che adesso stia sputando sulla sua esistenza, la vuole ancora al meglio la sua esistenza, però vuole questa scappatoia di cui si diceva prima, questa possibilità di uscire prima di perdere le caratteristiche che secondo lui sono fondamentali per definire la vita. Come fa questa signora che ha chiamato, che dà valore all'amore, alla presenza e alla fede? Ecco. Permettimi, Mirella, però di ricordare una cosa, perché questa signora mi introduce un argomento, cioè, oddio, che triste parlare di morte. Questo è vero, quindi noi spesso siamo descritti come quelli che parlano di morte, no? Allora, lasciami dire una cosa che riguarda la Chiesa, visto che l'abbiamo nominata, perché ci sono delle persone della Chiesa che fanno delle azioni impetuose, grandi e non vengono ricordate. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al cardinal Ruini, che è morto pochi giorni fa, il 16 giugno. Ebbene, il cardinal Ruini, pace all'anima sua, ha fatto un'azione dirompente, e cioè ha impedito al cadavere di Pier Giorgio Welby di entrare in chiesa. E Pier Giorgio Welby con sua moglie cattolicissima, Mina Welby, volevano il funerale cattolico. Il cardinale Ruini gli ha impedito di entrare. Perché? Perché il peccaminoso Pier Giorgio pensò al suicidio, pensò alla morte. Riflettiamo su questo, se mettiamo sulla bilancia i due pesi. Ruini è ricordato anche per questo, secondo noi, ha fatto quello che doveva fare rispetto alle sue credenze, però questa è una credenza che impone ad altri qualcosa che è personale, come diceva Cristina Guarda prima, il passaggio da fare è passare dalla posizione personale all'interesse di tutti. Bene, impedì il funerale, ricordiamoci di questo. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Allora, il mio pensiero è che ognuno deve assolutamente poter scegliere cosa e come. Purtroppo che durante la vita non è che abbiamo tutta questa libertà di scelta, almeno nell'ultimo atto della nostra vita terrena, comunque, che ci sia la possibilità di scelta. Anche perché cioè di sofferenza, cioè uno ecco, dovrebbe patire, provare, non per augurargli niente, nessuno ci mancherebbe, però per poter comprendere cosa che vuol dire
mesi, anni da soli, ammalati, chiusi in 55 metri quadrati, caldo, cioè sì, ci può essere anche l'amico, l'amica che ti telefona, eccetera, però quando resti soprattutto solo, o anche quando non resti solo e non ne puoi più di soffrire, perché tutti noi, essendo umani, abbiamo un limite, è giusto che uno possa scegliere. L'importante è, questo mi rivolgo ai politici, l'importante è che venga fatta una legge decente, almeno se non buona, e che poi questa legge venga messa in pratica e venga anche osservato, perché che poi non si passi all'effetto contrario, che tanti anziani che rompono solo le scatole sono solo un costo, non si dica che eccetera eccetera. Questo per me è il passo più importante. E se mi permetti un altro minuto, volevo rivolgermi mi sembra l'unica politica, la signora Garda, che ecco, a proposito di questo argomento, c'è una persona ad Albignasego, frazione di Padova, Andrea Furlan, che dopo che è uscito dal PRIX nel 2013 dal suo turno di lavoro, non da discoteca, che comunque non deve cambiare tanto, però comunque da lavoro, è stato raggiunto da dei banditi, un colpo di pistola che lo ha reso praticamente in stato vegetativo da allora. La mamma che lo accudisce a casa, lo accudisce da 13 anni, non ha chiesto il risarcimento, non solo non ha avuto un soldo di risarcimento, sa solo Dio cosa costa accudire una persona così, ma è stata condannata a pagare 7.000 euro delle spese processuali. Ecco, io spero che dopo tutte le belle parole che ha detto la signora Garda, ma chi per essa, cioè adesso perché c'è lei, mi rivolgo a lei, comunque voi che avete questi enormi stipendi e di conseguenza anche la possibilità di muovere, di conoscere avvocati eccetera, io ho telefonato ieri in comune, non ne sanno neanche niente, siamo a questi assurdi e a questi paradossi, quindi io spero e mi auguro che se ne prenda carico lei, che ha tutti i mezzi per poterlo fare. Grazie Paola, andiamo dal dottor Silvestri. Dottor Silvestri? Devo dire che è bello questo modo di fare politica dal basso, bisogna preoccuparci proprio della vita reale delle persone. Questo caso Furlan lo conosco indirettamente, ahimè, e sono pienamente consapevole. No, una cosa che mi viene da dire, ma non c'entra niente con quello che ha detto la gentile signora, è che esiste, ahimè, anche qui la poca conoscenza delle disposizioni anticipate di trattamento. Mai ci pensiamo di trovarci in quella situazione come Furlan. Quindi se Furlan avesse fatto il testamento biologico, forse adesso lo ascolteremmo, potresti vivere in questo modo, vuoi che andiamo avanti, sì o no? Ecco, forse non c'entra questo, però ha a che fare sempre anche questo con le scelte di una persona. Noi possiamo fare scelte sui nostri trattamenti anche per il nostro futuro, cioè qualora ci trovassimo in una condizione di questa tremenda disabilità, lo stato vegetativo. Anche qua c'è poca conoscenza e quindi noi lavoriamo perché questa legge sia conosciuta. E permettimi un'altra cosa per chiarire, visto che ci sono tante persone in ascolto. Abbiamo una legge noi, che è la legge 219, sono ben 9 anni che esiste, che dice che si possono interrompere i trattamenti quando vogliamo. La scelta di interrompere o non iniziare, che ne so, una chemioterapia, un intervento chirurgico, non continuare un trattamento sanitario, anche salvavita importante, non è legata a una grande sofferenza. Non è che devo giustificarmi o portare i documenti che sto soffrendo tanto. Il diritto dice che io posso dire no, questa chemio non la faccio, questo intervento non lo voglio fare. Perché? Perché ho riflettuto dentro me stesso e ho scelto. Abbiamo una legge di questo tipo, quindi non sottolineiamo troppo il fatto che bisogna essere sofferenti, disperati, eccetera, eccetera. È un diritto che le persone hanno e quindi è collegato al discorso di prima. Informiamo bene le persone. Ma vede, dottor Silvestri, mi scusi, è qua che c'è il problema, che non c'è proprio la comunicazione corretta
Si fa fatica a capire, ma come? Ma allora posso decidere o non posso decidere? Perché viene spiegato poco. Io sento poco dibattiti in televisione su un argomento così delicato ma così importante. Ecco, io sono convinta che la gente fa ancora confusione. I ragazzi a 18 anni non donano. Come mai? Questi sono i dati. Perché il ragazzo che va a fare la carta d'identità non dona? Ci sarà un motivo. Vuol dire che c'è qualcosa che non è stato spiegato nella maniera corretta, perché parliamo di giovani anche molto attenti all'ambiente, alla vita. Ma tu non puoi fare questa cosa di fronte a un messo comunale. Ma che discorsi sono? Certo. C'è Allora, qualcosa che c'è la confusione, io vi invito, perché dobbiamo fare chiarezza. Ma come? Certo che posso decidere di morire, me lo permetto, ma aspetta un attimo, capiamo bene com'è la storia, ma non lo fanno. Se io non vi invito, qualche volta ci sono dei programmi, ma vorrei sentire anche Cristina Galli, non mi sembra che ci sia tutta questa informazione su quello che è lecito e non è lecito, su quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Hanno fatto un minestrone e la gente non riesce a capire, perché le informazioni sono tante, spesse volte da persone che non riescono neppure a capire di cosa stanno parlando, ma perché ricoprono ruoli politici, pensano di avere sempre gli assi in tasca. Eccolo qua, lo vediamo, lo diciamo. Ecco, Cristina, cosa vuoi dire tu, Cristina Galli, in merito anche alla telefonata di Mirella da Vicenza? Vuol dire che queste persone non hanno amore, non sono amate? Ecco, prego Cristina. Allora sì, infatti volevo rispondere che puoi avere tanto amore intorno a te, o familiari, amici, quanto ne vuoi, ma non è quello, cioè nel senso che la sofferenza la prova la persona che sta male, quindi per quanto amore puoi dargli, lui vive quella cosa in primis, perché anch'io ho una figlia e vivo soprattutto anche per lei, però un domani che sicuramente anch'io dovrò passare quello che ha passato Stefano, quindi per un po' di anni dovrò mettere una macchina per respirare e dopo magari avrò problemi di deglutizione eccetera, e non è che perché avrò una figlia o anche tante amicizie vicine che dici ok vai avanti fino alla fine. Potrebbe essere, come no, dovrò capirlo in quel momento, che un domani io decido anch'io di fare richiesta sul fine vita, pur avendo una figlia vicino, e soprattutto chi lascerebbe mai una figlia, però alla fine invece sì, perché la sofferenza è solo la mia, cioè io non posso sopportare sofferenze atroci solo per star qui vicino a mia figlia. E quindi in certe condizioni, in certe malattie eccetera, l'amore non basta. Ovvio può aiutare giustamente, anzi tu persone hai vicino che si prendono cura, che vengono a trovarti, che ti stanno vicino, è una cosa molto preziosa per chi soffre, però non è quello che ti fa cambiare idea. Grazie Cristina, l'hai spiegato molto bene, sono perfettamente in sintonia con quello che hai detto, sono io che devo decidere, saranno anche decisioni molto sofferte, io sono convinta che la fede e la speranza è una cosa, ma il dolore quando diventa insopportabile, come abbiamo sentito varie testimonianze, non riesci più a sopportarlo, è un'altra cosa, è inutile che vengano a raccontare la storia dell'orso che non esiste, uno vuole decidere, ha speranza e ci crede, ha fede, per carità, faccia quello che vuole, giustamente, ma tu devi lasciare che sia io a decidere della mia vita e tu non puoi impormi quello che tu pensi che sia giusto per me, perché per me è giusto quello che io decido di fare. Allora, dottora, intanto vi dico che Cristina Guarda, l'onorevole Cristina Guarda si è scollegata perché doveva andare via, come al solito abbiamo forato perché i temi sono veramente importanti, è un dialogo veramente che deve far riflettere anche a casa, e questo ne sono grata a Cristina Geller e anche al dottor Silvestri per aver portato questo tema così delicato ancora una volta a Sveglia Veneti. Allora, dottor Silvestri, quello che è
impressionante, e vorrei tornare su questo, come arrivare a parlare di morte anche ai giovani, capire il valore della vita, non lo sanno, anzi ieri si parlava con un'esperta, una psicanalista, psicoterapeuta, che diceva loro ci giocano, non riescono a capire il valore della vita, la pericolosità, la morte è diventata per loro un qualcosa da sfidare. Ecco, forse nella malattia forse riusciremo a convincere questi giovani che c'è qualcosa che si può fare di più, aiutare gli altri anche in questo, anche con la parola morte, che non deve far paura, ma devi capire cosa vuol dire. Prego, dottor Silvestri. Ma sì, è sempre più difficile rappresentarci la morte in questo contesto che dà sempre, come dire, forza, speranza, quotidianità, istante, bisogno, compra e getta e butta via, riproduci, se cadi risorgi, eccetera, eccetera. Ecco, che è un concetto che è mantenuto anche da questa idea molto così cattolica del credere che anche dentro di me basta che un organo funzioni e io esisto, non so, è un prolungamento della morte che secondo noi, secondo la nostra esperienza, le persone, come dire, sono divise in due, nel senso che o ci sono persone che sanno di cosa parliamo, di malattia, di sofferenza, di tutti i percorsi, le vicissitudini sanitarie, i problemi economici e via così, e ci sono persone che non ci pensano assolutamente perché sono giovani, spensierati, eccetera, eccetera. Questa è la grande divisione e i due modi di pensare diversamente. Certamente manca, e questo noi lo vogliamo sopperire, certamente manca una informazione corretta su quello che è lecito in Italia, su quello che è il diritto ad affrontare la propria malattia e anche a gestirla personalmente, che per noi va nella strada della responsabilità e della strada della consapevolezza, quindi di diventare padrone anche durante la propria malattia. Una persona deve conoscere tutto di quella malattia, secondo me, i vantaggi, gli svantaggi, i diritti che ci sono, quello che manca, e come dire, essere messo nelle condizioni di poter gestire al meglio. Quindi l'informazione manca, questo è verissimo. L'associazione Luca Coscioni ha creato dal 2021 il numero bianco. Lo diciamo un'altra volta, dottor Silvestri, che è importante il numero che ha fatto vedere, così se qualcuno a casa prende la penna e se lo scrive. Il numero bianco, dove potete chiamare a tutta Italia a qualsiasi ora del giorno, è 06 9931 3409. È un numero, potete chiamare, se non c'è il risponditore c'è la segreteria telefonica, lasciate il messaggio e diamo informazioni sul testamento biologico, sulle cure palliative, sull'amministratore di sostegno, su quelli che sono i diritti, insomma, ecco. E una cosa io continuo a dire, non è che questi diritti danno in mano al paziente un'arma, come dire, che deve essere visto contro, che ne so, certe scelte. Sono dei diritti che lo vogliono far gestire meglio, cioè il paziente, come dire, pretestuoso migliora la sanità, deve migliorare la sanità, ecco, questo è importante. Quindi noi facciamo luce, insomma, sui diritti delle persone e sono cose che devono essere conosciute, perché sono veramente tragedie poi quelle che dicono mamma mia se avessi saputo che esistevano le date, mamma mia se avessi saputo non l'avrei fatta. E quindi dobbiamo essere informati per essere responsabili, sono gli ingredienti di una vita civile, di una sanità corretta, adeguata, cioè sapere i servizi che esistono, conoscerli e usarli nel modo corretto è la cosa più giusta al mondo, io credo, non c'è niente di così stravolgente. Abbiamo Maurizio da Conserve, poi salutiamo gli ospiti. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, premetto, spero che il professore dopo mi dia delle risposte. Allora, io inizio con questo discorso. La vita è un dono che nessuno mi deve togliere. La vita è un dono che nessuno mi deve togliere, se non che soltanto il Padre Eterno. Allora, io sento sempre di parlare ultimamente di morte assistita, uno si toglie la vita in fin di vita. No, io sono contro a questa storia. E adesso vi spiego il motivo. Innanzitutto, finché ho vita, finché posso vivere anche l'ultimo secondo della mia vita con dolori oggi, io voglio viverla fino alla fine.
ok? Perché altrimenti se qualcuno mi stacca la spina è suicidio assistito. Cosa significa? Che va contro la legge divina e la legge della Chiesa. Una persona che in fin di vita il Padre Eterno te la deve togliere, fino anche all'ultimo secondo che io mi voglio vivere, anche l'ultimo secondo di respiro che ho. Ok? Bene, attendo dal professore le sue risposte. Grazie e buona giornata. Vede, dottor Silvestri, che è diventato anche professore, non solo presidente. Prego, dottor Silvestri. Volentieri, ma io rassicuro questa persona, potrà vivere in questo modo, non c'è nessuna legge che stacca la spina, perché poi il consenso informato, e noi abbiamo lottato anche per le persone come lei, che vogliono vivere fino all'ultimo respiro, e quindi stia tranquillo, non c'è una legge che gli impone ad un altro, a un medico, a qualcuno, o a me, o a un musulmano, di togliere la spina a lei. Non ci deve essere, perché la religione non deve entrare. Se lei come persona vuole vivere fino alla fine, perché la vita è un dono, lei ha il diritto di farlo, secondo me, e quindi nessun problema. Stia tranquilla. Vede, dottor Silvestri, che ho ragione, vede che ho ragione che non sanno ancora a casa come funziona bene. Vede che ho ragione che bisogna iniziare a parlarne di più, a informare di più come la situazione attuale. Cristina, come ci saluti e cosa vuoi dire anche a Maurizio da Conselve? Allora, sicuramente magari bisogna spiegare un po' di più, eccetera, ma penso che anche se verrà spiegato, ci sono persone che la pensano come il signore che ha appena chiamato, che non so di cosa, non so di cosa ha paura, nessuno va là, lui può stare lì a soffrire fino alla fine, può morire come vuole, appunto, lui può morire come vuole e noi, chi non la pensa come lui, vogliono anche loro morire come vogliono, senza soffrire. E poi un'altra cosa importante, che chi chiede il fine vita, il suicidio medicalmente assistito, non è che non ama la vita, anzi la amano di più di chi non lo chiede, di chi sta bene, perché anche Stefano, mio fratello, amava un sacco la vita, quindi non è quello, è il problema che vorresti viverla con dignità e senza sofferenze così. Quindi non è che si decide di morire perché non si ama la vita, anzi. Allora Cristina, io voglio farti vedere un piccolo passaggio. Prima di passare che ha telefonato Iole, vorrei che tu vedessi questa mamma e questo ragazzo, e lo dico anche al dottor Silvestri, perché ho dovuto veramente avvalermi di un avvocato per cercare di avere, e soprattutto Iole e Romano, di avere quello che gli aspetta di diritto, i diritti e i doveri. Andiamo a vedere. Ciao grande famiglia, come vi avevo detto questa mattina a Sveglia Veneti, sono arrivata a Vo e sto per incontrare la nostra Iole e il nostro Romano. Andiamo. Ecco qua Iole cara, ciao Iole cara. Hai visto, invece sono arrivata con Fabio dall'altra, stai qua, ciao cara. Come va? Dai. Buongiorno. Tutto bene? Bene. Diciamo bene, cosa vuoi? Non si può dire che stiamo male. È che purtroppo, come ti ho detto, la situazione è quel che è. Questa sarebbe, Iole, la casa della canonica? Sì, è la casa che mi ha dato mi ha aiutato Don Mario, una signora del volontariato della chiesa, la Fiorella. È inutile che dica sempre lei non vuole, però io dico che è lei. E il mio angelo custode è la Fiorella. Don Mario adesso non c'è più, c'è un altro, c'è Don Massimo, ma in ogni caso la casa è della curia, insomma. Permesso? Prego, prego. Ecco qua Romano, ecco qua Romano. Ciao Romano. Ciao Romano caro. Romano sta bene ed è sano. Il mio problema è gestirlo in questa maniera e fare in modo che mi aiutino
a tenerlo in vita, perché qua ormai non si capisce più niente. Chi vuole morire non lo lasciano morire, chi vuole vivere non lo aiutano a vivere. Come si fa? Abbiamo Iole in linea, vai Iole. Buongiorno Mirella, buongiorno a te e anche ai tuoi ospiti. Volevo chiedere una cosa al professore che è là. Nel caso di mio figlio, chi deciderà se dovesse decidere qualcosa? Chi deciderà per lui, dato che lui non può decidere? Basta così, Iole? Il contesto è questo, poi tu sai com'è la situazione, certo, io non arriverò mai a quello. Adesso gliela spiego, sì. Però sai com'è. Da quanti anni Romano è così, Iole? Spiega da quanti anni Romano è così. Allora, Romano è così da 23 anni, esattamente dal 2003. Dopo un incidente? Dopo un incidente in macchina. Basta così Iole, basta così, ferma Iole, sentiamo il dottor Silvestri, questo caso che io lo faccio vedere quasi tutti i giorni perché Iole non ce la fa più, non ha l'aiuto che dovrebbe avere, che è scritto anche nella Costituzione, diritti e doveri. Lei si trova da sola, quasi sempre in sedia a rotelle perché la schiena non la regge più, ma lei non si lamenta, chiederebbe solo l'aiuto che gli aspetta di diritto per legge, però questo non arriva perché non c'è personale, perché e lei si deve arrangiare. Lo tiene in una maniera incredibile, io sono andata a vedere, sto sostenendo Iole, però ho dovuto prendere un avvocato e nonostante questo con la burocrazia, con gli appuntamenti, la storia è lunga. Stiamo parlando di una vita di questo uomo e di questa mamma. Prego, dottor Silvestri. Sì, mi sembra ovvio che questa è una famiglia che deve essere aiutata e i servizi sociali di Vo dovrebbero intervenire e anche le strutture sanitarie per dare tutto l'appoggio. Ecco, mi dispiace, è veramente una situazione commovente. Allora, non conosco bene la situazione, però per rispondere a Iole, che è una giusta domanda, allora, chi decide? Allora, si valuta se la persona è in grado di decidere, cioè se ha una capacità, perché una malattia anche molto invalidante può togliere la capacità mentale oppure può mantenere la capacità mentale. Ci sono persone che non muovono un muscolo ma hanno la testa assolutamente a posto, quindi sono in grado, come si dice, di agire, di dare consenso, quindi va valutata questa cosa e credo che una valutazione debba essere fatta. Perché? Perché se la persona è in grado di decidere si chiede a lei. Poi se comunica con difficoltà bisogna metterla nelle condizioni di comunicare, ma se è in grado di decidere vuol dire che sa quello che fa, di intendere, di volere, di scegliere e quindi spetta a lei la decisione di come fare, se proseguire a vivere, com'è, eccetera, eccetera, se è soddisfatto, come sta, insomma dipende tutto da lui. Se invece c'è una condizione di incapacità, allora non c'è nessun'altra persona attorno a lui che può decidere per lui, ma deve essere nominato dal giudice tutelare, se ritiene che questa persona deve essere tutelata, deve essere nominato un amministratore di sostegno con delle scelte sanitarie e anche economiche, in questo caso secondo me, e che decide, che cerca l'amministratore di sostegno di fare gli interessi della persona, cosa difficile, e per quello che i familiari a volte sono coinvolti, nel senso che i familiari conoscono la persona e quindi possono, come dire, ricostruire la sua volontà sulla scelta della precisa condizione. Ecco, questa è un po' la strada. Mamma non può decidere allora, dottor Silvestri? Allora, a rigore no, la mamma non è che può andare dal medico a dire dottore faccia così, colà, assolutamente no, perché questo ha a che fare con quello che si diceva prima, le persone sono individui e soggetti e solo loro possono decidere per se stessi, è per quello che il giudice tutelare dà il compito, con un ricorso, dà il compito a una persona di amministrare e fare gli interessi della persona. Il caso Englaro è eclatante? Sì, il caso Englaro hanno ricostruito, no? Il caso anche il nostro più vicino, Samantha D'Inca, il papà ha fatto l'amministratore di sostegno con difficoltà, ma così diciamo, si risolve, non so se poi si vuole risolvere, anche qua bisogna conoscere la situazione, io non mi permetterei mai, non conoscendola, di dare così dei giudizi,
va compresa questa situazione, quindi io direi se fossi a Vo vengo lì, cerco di capire come va, come sta, come vivono, anche la condizione economica che è importantissima, se ha l'adeguata assistenza, se ha tutto, se conosce le strutture ed eventualmente non solo quelle di Vo, ma il mondo si allarga perché se ha bisogno di cose particolari si va anche a Padova, a Venezia, a Roma, a Milano, a New York, eccetera, eccetera, per dare tutte le possibilità perché questa persona stia bene, sia assistita al meglio, dopodiché se è in grado di decidere, la si fa decidere, ecco. Non so se ho risposto. Sì, ha risposto benissimo e la ringrazio, dottor Silvestri. È un caso che stiamo seguendo quasi quotidianamente perché prima o poi dovremo venirne fuori di questa situazione e Iole Romano deve avere quello che prevede la legge, ma lo devono avere non sulla carta, lo devono avere, bisogna agire, non leggere, bisogna agire e questo non sta avvenendo. Vedremo adesso con l'avvocato e con la nuova assessore alla sanità in regione se riusciremo a portare avanti, ecco, visto che è stata portata avanti la legge dei caregiver, se Iole riuscirà ad avere quello che gli aspetta di diritto. Grazie anche a Cristina Geller. Cristina, ti chiamerò perché devo dirti anche una cosa, perciò ti telefonerò, vedrai anche, ti mando magari un messaggio che è il mio numero perché ho bisogno anche di parlare con te. Grazie Cristina, un grande abbraccio, veramente grazie. Grazie al dottor Diego Silvestri, Associazione Luca Coscioni, grazie, pubblicità. E partiamo subito con due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza Francesca Neroni, Presidente Progetto Donne Veneto, che avete già conosciuto perché è venuta diverse volte in varie situazioni, con varie presidenze, però lei è sempre nel pezzo. Assieme all'avvocato Cristina Meli, che è componente del CDA e Enea. Vi ricordate che avevamo avuto il direttore Giorgio Pavan, che ho aperto la trasmissione dicendo Enea, sei tu il mio Enea. Sentiremo questa mattina cos'è questo progetto Enea. Presidente, prego. Bene, grazie, buongiorno intanto a Mirella e a tutti gli ospiti che ci ascoltano. Siamo partiti con questa iniziativa l'11 di giugno e ieri c'è stato il primo appuntamento e abbiamo avuto una presenza di donne che ci ha confermato che c'era bisogno di uno spazio così. L'Agorà delle Donne nasce da una iniziativa sviluppatasi già 2 anni fa durante un festival Treviso Città per le Donne in cui avevamo intervistato 300 persone che ci avevano risposto sul tema del tempo libero a Treviso. E queste donne avevano espresso il desiderio di avere un posto che non fosse strutturato, che non fosse necessariamente commerciale, non la necessità di dover pagare qualcosa per incontrarsi, ma poi anche proprio il desiderio di conoscere altre persone, di allargare la propria rete al di fuori di quello che è il sistema, diciamo, scolastico, amicale che normalmente si finisce per avere. E quindi da questo, grazie anche alla possibilità, insomma, di avere tra le nostre socie una donna che è Antonella Bagatella, che vive all'interno del co-housing e ne ha potuto percepire quelle che erano le grandi potenzialità, siamo arrivate dopo un po' di mesi, diciamo, di lavoro a ottenere questo spazio una volta a settimana, d'estate dalle 17 alle 19, d'inverno dalle 16:30 alle 18:30, in cui accogliamo le persone che hanno voglia di venire a conoscersi, a condividere, a parlare assieme. Abbiamo visto ieri veramente tanto entusiasmo in questo senso, anche alcune donne di 80 anni che hanno partecipato ai gruppi di automutuo aiuto che c'erano negli anni 70 e che erano impazzite all'idea che, insomma, si potesse riverificare questo clima di sorellanza poi principalmente. E ieri è stato già così. Centrato l'obiettivo, come inizio molto bene. Avvocato Meli, cos'è l'importanza della solidarietà, ma soprattutto di unire le forze per aiutare una comunità sempre più chiusa, sempre più paurosa, con problemi fisici, con problemi economici. Io delle volte faccio fatica a capire, perché dico, ma come, siamo tante associazioni, tantissime, ma tutte divise, tutte frastagliate, ognuna fa il suo, non facciamo squadra.
Ma questo facciamo solo del male agli altri, alle persone che avrebbero bisogno, perché io sono convinta che una persona in difficoltà ha bisogno di una squadra, non ha bisogno di un'associazione, ha bisogno di quella che la porti magari a fare la spesa, dal medico, di quella che l'ascolti, un aiuto economico, di tante cose. Perché si fa così fatica, avvocato, a fare squadra, specialmente a Treviso? Specialmente a Treviso. No, è vero che siamo profondo nord, qua sarà anche il profondo sud, dove viene anche la nostra Presidente, ma siamo anche profondo, no, siamo profondo nord qua. Prego, avvocato. Allora, bella domanda. Intanto buonasera a tutti le telespettatrici. Buongiorno, giusto? Qua siamo si è fatto buio. Qua è buio. Allora, è un problema molto delicato e bisogna anche discuterne con le pinze, perché siamo nel profondo nord, ovviamente. Io vengo da una famiglia dove mia madre, la dottoressa Tabone, ha fatto associazionismo e si è occupata degli altri da sempre. Lei è arrivata nel 72 insieme a mio padre in ospedale, mia madre è andata a lavorare in manicomio come psichiatra e poi ha cominciato subito, con il suo essere così vulcanico, a occuparsi di tutto quello che era il sociale, dalla tossicodipendenza nella piccola comunità che ha diretto scientificamente, a fare il progetto pilota per la regione nell'86 della tossicodipendenza, e poi ha portato avanti tante iniziative sempre per le donne, tra cui con l'AIDM, in cui è stata per 10 anni presidente, ha fatto Novembre al Femminile, che era un mese tutto dedicato alle donne, il premio Donna di Medicina e tantissime altre cose. Questo per dire che cosa? Non è stato facile. Lei era però siciliana di origini, come anche mio padre. Io sono nata qua, però si vede che sono troppo. Alle volte qualcuno mi dice sono troppo vulcanica. E sarà il vulcano che c'è in Sicilia. Però la cosa importante che lei ha sempre individuato è cercare di coinvolgere sempre più persone, sempre più donne soprattutto, perché poi alla fine le donne sono quelle che sanno stare in ascolto, sanno osservare. Ad esempio, io oggi dico la verità, tolgo un segreto, sono molto imbarazzata, sono veramente tanto imbarazzata, non sono mai andata in trasmissione. Una volta mi ha fatto un agguato Gianfranco Gatto, che lavora per Sky, che mi ha fatto un'intervista. Non amo Tranquilla. La trasmissione proprio perché non ho un interlocutore davanti. È importante invece avere l'interlocutore davanti, perché se tu vedi la persona, vedi i suoi occhi, vedi il suo atteggiamento, riesci a fare squadra, perché devi entrare in empatia. Non tutti sono capaci di entrare in empatia. La solidarietà non è la beneficenza, la solidarietà non è dare dei soldi. Ognuno di noi darà sicuramente nel suo 730 qualcosa a qualche associazione in cui crede. Io all'Advar da sempre, perché amo quell'associazione con tutta me stessa e ogni tanto anche ad altre, però non basta dare dei soldi, bisogna anche mettersi in prima persona, mettere la propria faccia per coinvolgere gli altri. E saper far squadra non è facile, perché si tende ad avere dei piccoli orticelli. Stiamo bene nel nord-est, c'è tanta difficoltà. Io ho avuto un ragazzino in affido per 9 anni, è stata un'esperienza umana meravigliosa e ancora adesso lo è, però vedi che a 3 chilometri da casa tua c'è grande difficoltà di cui non ti accorgevi e non sapevi finché non ci vai dentro. Poi alla fine però si tende a, chiusa la porta di casa, chiusi i problemi fuori. Sentiamo anche la Presidente cosa ne pensa, perché ha vissuto con mano la difficoltà anche di unire le forze, di far capire che non lo facciamo per noi, per la nostra visibilità, ma lo facciamo per la comunità, per l'agorà delle donne, sì. Queste donne che sono sempre in prima linea. Io, con tutto il rispetto che ho per la figura maschile, però vedo che è sempre la donna che inizia a farsi avanti con progetti, ecco, veramente, specialmente nella malattia, nel tumore, cosa sono riuscite a fare le donne, sono partite da sole, in poche, con problemi enormi. Io mi ricordo quella donna che mi ha detto: sai Mirella, la prima cosa che ha fatto mio marito quando ha saputo che avevo il tumore, mi ha abbandonato, mi ha lasciato con i figli. Ecco, l'ha dichiarato qui davanti alle telecamere. Ma io mi sono rimboccata le maniche, non è un problema. Ecco, è andata così, certo che ho sofferto, però mi sono messa a disposizione degli altri, perché il mio obiettivo era quello di aiutare le donne, specialmente quando viene diagnosticata una malattia così grave. Quanto è importante sapere che hai qualcuno, un punto di riferimento, un obiettivo che tutti insieme riusciremo a raggiungere. Prego, Presidente. È fondamentale, la rete di sostegno è quello che poi tiene come collante la comunità, non c'è alternativa.
e l'abbiamo visto anche in altre occasioni in cui sono venuta qua, di quella che può essere la difficoltà di far rete con altre realtà. Noi abbiamo sottoscritto un paio di anni fa un protocollo con la provincia per una rete, sono tantissime associazioni e tantissime realtà anche istituzionali che hanno firmato per sostenere le donne vittime di violenza, e lì un passo avanti piano piano si sta facendo, cioè cercare di fare in modo e maniera che tutte siano preparate per sapere a chi rivolgersi, a chi indirizzare eventualmente le persone, e così dovremo fare in tutti gli ambiti e in tutti i settori. Noi come associazione abbiamo proprio come spirito quello di collaborare con altre realtà, e le abbiamo invitate tra l'altro all'inaugurazione dell'Agorà, dicendo loro di fissare poi degli appuntamenti singoli per costruire un percorso assieme, perché quella situazione può essere foriera di tante progettualità anche da fare con altre realtà, e devo dire che sto ricevendo adesso richieste di questi incontri, e mi auguro che piano piano, vedo che sta cambiando proprio il tessuto, che in tanti stanno cominciando a capire l'importanza di collaborare. Però vediamo anche la foto di questa locandina, di questa nuova situazione che troveremo veramente a Treviso. Ecco qua, prego Presidente. Eccola, allora la nostra locandina parla così un po' anche da sé. la spieghiamo perché avete scelto questa locandina con questa immagine, prego. Allora, Agorà delle donne, il termine nasce al di là della spiegazione linguistica che significa piazza, perché la sala che ci ospita di Enea si chiama Agorà. E ci è piaciuto quindi conservarla come origine. L'idea è quella di un salotto urbano, non offriamo servizi, non facciamo assolutamente attività di sostegno perché non ne abbiamo le competenze e le capacità, però siamo lì. E siamo lì appunto una volta a settimana, abbiamo allestito e ci siamo organizzate anche per dare la possibilità delle mamme con bambini di venire nel pomeriggio, avendo la possibilità di offrire loro qualche intrattenimento. Ci sono delle giornate specifiche magari con delle letture animate, altre volte soltanto dei laboratori perché possano stare in tranquillità entrambi, perché tante volte se porti il bambino al bar, dopo 2 minuti il bambino si stufa e la mamma non si gode quel momento che si è voluta ritagliare, e quindi poi potendo godere di un giardino bellissimo, perché la sede di Enea dove siamo ospitate all'esterno c'ha un giardino molto bello che è tra l'altro tutto circondato dagli edifici del co-housing, quindi rimane protetto, non passano macchine, sembra qualche cosa di fuori dal contesto cittadino, e ci permette anche di poter godere di quello spazio durante le belle giornate. Questi giorni col caldo forse no, però confidiamo, magari c'è una bella aria condizionata, però dentro c'è l'aria condizionata, esatto, quindi anche su quello che abbiamo. Avvocato, però avvocato Medi, non è che forse dobbiamo fare un passo più in là, nel senso, sì, queste donne possono arrivare, ma quelle che non possono arrivare, perché non le andiamo a prendere? Perché non riusciamo? Io ricevo delle telefonate anche a certi sindaci: sì sindaco, tutto bello, ma io non sapevo che lei aveva fatto questa cosa, avrei partecipato volentieri. Oppure sì, è tutto bello, però io non riesco a scendere dalla mia casa, non riesco a avere il mezzo di trasporto, però vorrei partecipare. Io dico sempre che i servizi sociali non devono aspettare che le persone arrivino, siccome le persone hanno un nome e cognome e un indirizzo. Io sono convinta, specialmente anche quando vengono dimesse dall'ULSS, oppure col medico di famiglia, ecco la squadra, ci dovrebbe essere un percorso che io arrivo da te. Non che tu devi arrivare, perché non arriverai mai, perché non mi conosci, non sai. Però se la squadra si forma col medico di famiglia, con il farmacista, ad esempio, perché è diventato un punto di riferimento, preti non ne più, suore manco, cioè almeno c'è il farmacista, ce l'abbiamo ancora, dai. Ecco, esatto, di unire le forze per vedere se aiutiamo queste persone, quasi tutte diversamente giovani, che però hanno ancora voglia di dare, di fare, di unire le forze. Basta vedere l'università della terza età, che numeri ha. Però non si fa. Si parla, però non si va da nessuna parte. Non è che questo progetto Enea preveda di arrivare anche a quelle persone
che da sole non potrebbero arrivare, che hanno bisogno di un aiuto per vivere questo agorà che sarebbe il cortile. Poi una volta era il nostro cortile, certo. No? Io quelle sedie, come veniva in mente il cortile, sedute e si controllava il vicinato, e si controllavano i bambini, si faceva un po' di tutto, stando sedute. Certo. Prego, avvocato. Allora, Enea, come anche Advar in realtà, come anche i servizi sociali cittadini, fanno molto per la comunità, nel senso che Enea ad esempio porta i pasti a casa alle persone che non hanno possibilità, l'Advar porta il sostegno a casa, gli assistenti sociali anche. Però bella la sua domanda, nel senso che allora siamo in un'epoca di social e di televisioni, di trasmissione, tutto questo, e alle volte ci stupiamo. Ieri sono arrivate delle persone che sono arrivate proprio perché i giornali, le trasmissioni come voi, Antena 3, la Dal Forno che ha fatto un bellissimo servizio, del TG di domenica, hanno dato la notizia, però non tutti guardano il telegiornale, non tutti leggono i giornali e non si può arrivare a tutti quanti a far conoscere le iniziative. Le persone che sono arrivate ieri sono arrivate perché per fortuna sono arrivati a questa conoscenza, e grazie anche a te Mirella ti do del tranquilla, dove ci conosciamo. Esatto. E grazie anche a te oggi abbiamo la possibilità, infatti io sto superando questo mio imbarazzo proprio per il progetto, per il bisogno di far conoscere questo progetto. Andare a casa, allora Enea fa veramente tanto, io sono non onorata e non orgogliosa di più, e non smetterò mai di ringraziare di essere entrata in questa grande famiglia. La chiamo famiglia perché siamo persone fatte di caratteristiche anche politiche diverse, ma in realtà ci siamo trovate benissimo perché i maschi mi stanno sopportando, devo dire, un po' mi devono sopportare in questo mio essere vulcanica, però abbiamo la stessa progettualità, la stessa visione. Io sono convinta che riusciremo a fare ancora di più con Enea. Abbiamo Giorgio Pavan, che è il nostro direttore, Michelonna, che devo dire per me è stata una conoscenza inaspettata e con il quale veramente hanno accolto tutti a braccia aperte questo progetto, proprio perché Enea ha già nel suo DNA questa forma di inclusione, di partecipazione delle persone, che è nata col co-housing ancora 2013 e si sta sviluppando, tra un po' abbiamo l'Umberto prima. Arrivare a casa delle persone, com'è che lo facciamo? Lo facciamo tramite voi, tramite le trasmissioni, però bisogna anche andare dalle persone. Io, facendo politica da tantissimi anni, sono sempre stata delle idee che non si può aspettare che le persone vengano a una riunione, vengano a una cosa, non le dobbiamo chiamare. Ieri c'è stata l'Agorà, io ero per strada e ho portato dentro, mentre parcheggiavo e andavo, ho trovato una signora splendida con un aiuto accanto che era sorda, le ho fatte venire dentro. Non sentiva la signora, però ho visto tanta gente ed era contentissima di questo. Le persone che vivono nel co-housing dell'Enea si possono fare portavoce della bellezza dello stare insieme, dell'inclusione e della condivisione. Per cui deve essere un passaparola che ognuno di noi deve fare per portare avanti. Cioè, andiamoli a prendere a casa. Vediamo che uno ha difficoltà, un anziano. A me è capitato una volta con una signora, sono andata a portarla a casa perché era finita una manifestazione, era da sola, aveva 90 anni, e io la dal forno, come facciamo, come non facciamo, ho detto vado a casa, prendo la macchina, portiamola a casa. Quella signora era felicissima, ma non si aspettava una cosa di questo tipo. Stiamo in ascolto delle persone e dei bisogni, ma andiamo anche a prenderle, perché ne hanno bisogno. Presidente Neroni, l'importanza appunto di questo co-housing Enea, io ho avuto una coppia proprio a San Valentino che vive nel co-housing, che erano felicissimi, loro hanno venduto questa casa proprio per non creare problemi ai figli, l'hanno raccontata anche benissimo, e mai avrebbero immaginato di trovarsi così bene, di trovare un ambiente che mai avrebbero scoperto prima se non fosse successo, che hanno capito l'importanza di lasciare questa casa, di non mettere in contrasto i figli, ma andare a vivere in una situazione diversa. Perché hanno trovato l'unione, la compagnia, il divertimento, la gita, il viaggio, stare assieme, perché io sono convinta che queste persone diversamente giovani hanno bisogno di stare assieme, hanno bisogno di comunicare, di parlare, di vedere le bellezze del territorio. Forse siamo stati noi che forse non ci siamo resi conto che dovevamo aprire le porte. Noi abbiamo detto Profondo Nord, per forza è tutto chiuso,
non si sa dove andare, cosa fare, orari ben precisi, nel mangiare, nel dormire, siamo proprio così, non c'è niente da fare, anche adesso io lo vedo, quando vai al ristorante prima delle 8 non arriva, non c'è niente da fare. Cioè, dobbiamo cercare di capire che il mondo si sta evolvendo e abbiamo una popolazione che diventerà sempre più diversamente giovane e dobbiamo stare vicino, ma dobbiamo stare vicino anche coi giovani, portare anche i giovani all'interno di queste situazioni, forse ne troveremo anche meno buletti per strada se li coinvolgiamo di più. Prego Presidente, l'obiettivo di Enea è anche di aprire le porte ma di uscire, Enea deve uscire. Non deve stare Enea, noi qui siamo a parlare io di sono progetto donne. Sì, però assieme. Sì, no, Enea ci ha dato lo spazio e ha creduto nel progetto. Ma Enea che è là che vi giocate la carta. Diciamo che aver conosciuto questa realtà ci ha permesso anche di rivedere e riesaminare il nostro modo di agire, sicuramente. Intendiamo prossimamente, non troppo in là, non posso spoilerare troppo, però aprire un focus andando anche a invitare delle altre realtà di co-housing presenti sul territorio o in regioni limitrofe in cui si fa co-housing misto, perché il discorso che stavi dicendo di permettere ai giovani di incontrare questi anziani è un'altra chiave, un'altra carta molto importante proprio in termini di apertura, di passaggio generazionale, di sostegno, perché poi elencato sì, le persone hanno la possibilità di stare insieme, che è la cosa più importante, ma anche di sentirsi sicure, perché quando poi alla fine sei diversamente giovane e ti trovi da sola o da solo o anche fosse in coppia, comunque sia, le difficoltà di dover affrontare tutta una serie di questioni burocratiche e anche di doverti recare dal medico e anche di dover vivere da solo, perché si è soli anche in coppia qualche volta, è un grosso problema e invece il co-housing in questo senso lo risolve. Ci sono addirittura degli esempi, leggevamo, di persone che si accordano fra di loro, arrivate in età adulta, di acquistare delle case per andare a finire la propria maturità tutti insieme, perché quello stare insieme è momento di condivisione, è momento di sicurezza, è momento di socialità, e non restare soli credo che sia la cosa che tutti sentono più importante. Qual è l'ostacolo più grande che avete incontrato, lei poi e tu, Presidente, ti amo del tu perché tanto ci conosciamo, in tutti i percorsi che hai fatto, che a un certo punto devi sempre cercare di alzare l'asticella e di superarla perché c'è sempre qualcosa che non va e devi ricominciare da capo? Allora, diciamo che questo progetto era in mente già da un po', appunto il sondaggio era di 2 anni fa, ma esperienze e valutazioni sull'importanza di spazi comuni le avevamo fatte anche indipendentemente, anche nei confronti dei giovani. Ne abbiamo parlato forse proprio in un incontro, che questi ragazzi hanno bisogno di spazi in cui esprimersi, in cui stare insieme, liberi come eravamo noi, sotto il muretto di casa, perché questo è che è un pochino che manca, no? La piazza. E la difficoltà tante volte è nel riuscire a trovarli questi spazi, nel volerli trovare da parte di un'amministrazione, nel riuscire a trovarli da parte di un'organizzazione. Enea ci ha accolto a braccia aperte in questo senso, ha capito le potenzialità, ma soprattutto che il progetto andava in linea con quelli che sono i loro obiettivi. Dice, noi stiamo facendo proprio questo. Già lo stiamo facendo, voi potete aiutarci a svilupparlo ancora di più e ancora meglio. Avvocato Meli, lei ha parlato che ha avuto appunto in affido un ragazzo, è stata un'esperienza bellissima. Il problema è che io noto che c'è una grande solitudine sia per quanto riguarda i giovani, sia per quanto riguarda i diversamente giovani. Non riusciamo a unire le forze. Genitori, molti, abbiamo sentito anche ieri nel dibattito con un'esperta, che non sanno fare i genitori, che non impareranno mai a farlo perché non riescono proprio a farlo, lo diceva questa associazione che ho avuto ospite ieri, molti che mettono la polvere sotto il tappeto, poi alla fine questo tappeto si alza da solo, e altri invece che sono dei bravi genitori. Però io non devo avere la fortuna di avere un bravo genitore, una brava scuola, una brava associazione. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere bene.
E nel 2026, con le possibilità che abbiamo, noi possiamo far crescere bene questi ragazzi e accompagnare diversamente giovani nell'ultimo tratto serenamente, farli atterrare dolcemente. Il problema è che siamo diventati tutti numeri, in politica contano i numeri, se hai tanti numeri riesci a essere visibile, se hai pochi numeri no. Anche se sei il più bravo di tutti. Ho avuto una discussione in regione, ma ho detto scusate, guardate i numeri dell'associazione o guardate quello che ha fatto l'associazione, che non era la mia, ma era una donna che stava portando avanti un'associazione importante che riguardava la salute. Perché se guardiamo i numeri non ci siamo, tu puoi avere 100 numeri e non essere nessuno, puoi avere 6 numeri ed essere veramente competente. Ecco, cos'è il numero anche per un avvocato che segue i giovani, che cerca di inserire in un contesto che fa bene a tutti, non deve fare bene solo a una persona, deve fare bene alla comunità, quello che state cercando di fare voi. Certo, allora, unire i giovani ai diversamente giovani, diversamente anziani che siano, secondo me è un obiettivo, come diceva anche lei, anche creare in futuro, perché secondo me tutto si può fare. Con mio marito ogni tanto diciamo una cosa, se tu semini utopia, poi raccogli realtà, nel senso che tutto ciò che può sembrare un'utopia, nel momento stesso in cui tu ci credi veramente, arriverà a realizzarsi, e soprattutto se ha dei valori con una visione di un certo tipo. E per questo io non sarò mai una che dice no, è impossibile. Tendo a vedere le cose sempre con il bicchiere mezzo pieno, perché con le competenze, con la voglia, la disponibilità si può arrivare. Com'è che ci si arriva? Io sono convinta che tra 10-15 anni magari, speriamo magari prima, ci saranno dei co-housing allargati e condivisi, perché poi di fatto l'anziano con gli altri anziani parla, fa socialità, come grazie all'Enea a Treviso si può fare, e per fortuna che esiste Enea, che comunque è una realtà, è un'eccellenza veneta. Però dall'altra parte ci troviamo giovani, studenti, mancano studentati ad esempio, ma non solo a Treviso, un po' dappertutto in realtà, mancano studentati, ma mettere le due cose insieme porterebbe magari giovani a dare un apporto fisico di forza agli anziani che magari non riescono ad andarsi a fare la spesa e cose di questo tipo. Viceversa, l'anziano è l'esperienza, è la storia, è il racconto. Il valore? Io amo tantissimo parlare con le persone più grandi di me. Io frequento più persone molto, a parte mio marito che è molto più grande di me, ma è qua seduto, è ascoltando, è qua seduto. Vabbè, siamo sempre insieme, facciamo tutto insieme, per cui abbiamo le stesse visioni, abbiamo le stesse progettualità. In questa maniera, nel momento stesso in cui tu riesci a coinvolgere le persone e a creare proprio questo bilanciamento di bisogni, che non sono solo bisogni pratici, ma anche umani, secondo me crei sempre più benessere. Ci vuole il suo tempo, come ci vuole il suo tempo ai progetti di mio marito. Lo guardo, è venuto qui da lei a parlare del parco circolare. Sì. Io sono convintissima che quando io e mio marito saremo morti ci sarà il parco circolare di Lucca, come Lucca, però dovremo morire io e lui prima che ci sarà sicuramente. Eppure io sono convinta, ecco, che i giovani hanno tanto da dare. Io l'altra settimana ho avuto una classe e devo dire che li ho intervistati tutti, hanno 25, li hanno parlato tutti, e devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Ogni volta che io parlo con questi giovani li trovo preparati, si propongono, hanno voglia di imparare, sono curiosi. Il problema è che abbiamo questi esempi negativi che stanno superando, a mio avviso, il limite della sopportazione, perché non sono i nostri giovani, sono dei giovani. E forse se anche questi giovani noi, ecco la prevenzione che dovremmo fare anche come associazionismo, dobbiamo prevenire. Il bambino dà già dei segnali quando è piccolo. Devi capire che cosa sono questi segnali. Se posso dire una cosa, però, allora da questo punto di vista, e io ci credo tantissimo sulla prevenzione proprio quando sono piccolissimi. Ad esempio, mi permetto di dare un consiglio. Quando parlate con i vostri figli che sono piccolissimi e che vi dicono ma perché? Ma perché? Perché lo dice la mamma. Tu non ti devo spiegare il perché lo dico io, punto, chiuso. Sto parlando del bambino molto piccolo, non quando comincia ad avere una consapevolezza o altro, perché altrimenti non cominci già a dare il senso dell'autorevolezza, della regola e del chi ha il ruolo, cioè l'amicizia madre-figlio, padre-figlio, cose di questo tipo, per carità idealmente bellissime.
in realtà sfaldano un po' i ruoli. Noi come Camera Penale, io faccio parte della Camera Penale Trevigiana, ad esempio abbiamo il progetto scuola, la nostra responsabile è l'avvocato Alessandra Rec, che spero mi stia guardando, ha scritto che mi avrebbe guardato, e presidente della Camera Penale è l'avvocato Guglielmin. Noi andiamo nelle scuole. È una cosa che io amo tantissimo, non so spiegare neanche quanto la amo. Perché? Perché tu ti trovi questi giovani, purtroppo il progetto col MIUR prevede che devono essere dalla terza superiore in poi, io abbasserei, andrei già alle medie. E ci mettiamo a dialogare con loro. La prima domanda è: avvocato, ma lei com'è che fa a difendere un violentatore? Avvocato, ma lei com'è che fa? Oppure ti fanno domande: ma avvocato, ma vado in carcere se vado sulla pista ciclabile con il monopattino? Quindi capisci che c'è qualcosa che non torna. E tu cerchi di entrare in dialogo, e la cosa bellissima è che entri in dialogo perché ti fanno le domande, sono molto attenti, ascoltano, capiscono, e capiscono che poi noi non difendiamo il reato, noi difendiamo la persona. E andando nelle scuole, secondo me, si fa la prevenzione, perché nel momento stesso in cui io vado a spiegare che se voi ragazzi in una chat vi scambiate determinate immagini, cose o altro, non è una bravata. La baby gang, il gruppo che ti fa sentire un numero tra tanti, quindi non un'individualità, in realtà poi penalmente rispondi singolarmente, personalmente, quindi il gruppo non ti può difendere. Allora noi dobbiamo, secondo me, noi adulti, intanto essere di esempio. Non fare cose che poi ci imitano e dicono ma l'hai fatta anche te. Appunto. E secondariamente però anche andare nelle scuole. Si faceva un tempo con il libretto di Lupo Alberto, all'epoca c'era mio padre ginecologo e mia madre che andavano nelle scuole a parlare della prevenzione per l'AIDS, stiamo parlando, io ero piccolina, adesso ho 52 anni, ma devi andare, della sessualità, dell'affettività. Sei tu che devi arrivare da loro. Non vengono loro da te. Allora, Presidente, cosa dicono queste donne che voi avete sentito in questo primo incontro? Ecco, cosa avete notato? Cos'è che vi ha fatto riflettere su quello che sarà anche il proseguo di questo progetto? Intanto la sensazione che abbiamo avuto era di sentirsi libere, di essere in un ambiente accogliente che dava loro la possibilità di parlare come si sentivano di parlare. Non era una cosa strutturata e quindi hanno voluto parlare di se stesse, qualcuno ha condiviso anche qualche problema con con la figlia o col marito o con altre cose di questo tipo. Poi noi parliamo. Sì, noi parliamo. Si è partite un pochino in sordina con un minimo di timidezza, ma quando hanno capito e percepito che nessuno voleva guidarle a parlare di qualche cosa per forza, si sono sentite accolte e si sono sentite libere di esprimersi come meglio credevano. Eravamo in 40 ieri. Sì. Allora, Presidente, lei ha fatto parte di tante associazioni, di tanti gruppi. Cos'è che la preoccupa di più di queste donne che devono sempre inventarsi un qualcosa, cercare veramente, basta vedere i femminicidi, con tutto quello che si fa, ma continuano, questo uomo che veramente non si rende conto, ecco, della fortuna che ha di avere questa altra metà, che invece è un fiore all'occhiello, dovrebbe essere. Invece abbiamo sentito anche in questi giorni cosa sta succedendo. Qualcuno dice siete andate troppo avanti. Ecco, qualcuno, specialmente io parlerei di persone più che femminile o maschile, perché anche tante donne lo dicono, dovete rallentare. Ecco, lei cosa vuole dire? Dobbiamo rallentare, dobbiamo accelerare, dobbiamo fare un passo al lato e lasciare forse che sia la figura maschile adesso a proporsi? È stato un tema sfiorato ieri, che abbiamo detto poi che avevamo intenzione di approfondire, e una signora ha proprio evidenziato questo. Da Adamo ed Eva la donna ha sempre camminato 2 passi rispetto a un passo, se non mezzo, fatto dall'uomo nel sviluppo, nella crescita, eccetera. E al di là di quello che poi storicamente è avvenuto, che l'ha relegata la donna in un ruolo secondario, questo non ha impedito alla donna però di crescere e di sviluppare e arrivare oggi alle conquiste che ha. Solo che questo percorso evidentemente non è stato fatto insieme, e quindi quando si dice che l'uomo è rimasto un passo indietro, in qualche modo fa addirittura resistenza. Ci sono termini, ci sono situazioni che oggi si avvertono con maggior fastidio, e parlo anche da parte di giovani generazioni.
c'è stato un passaggio, diciamo, dei ragazzi che oggi hanno 30-35 anni, che sono cresciuti insieme alle donne. Evidentemente quei genitori hanno saputo trasmettere quello che avevano imparato dal 68, non lo saprei dire perché non sono, diciamo, in nessuna delle due generazioni, ma quei genitori lì hanno insegnato ai propri figli maschi la parità di genere, e io vedo spesso anche a Treviso papà che portano a spasso i bambini al parco, che se ne prendono cura, che le tengono nel marsupio. Ho un vicino di casa che lei è architetta e quindi corre tutto il santo giorno, lui riesce a poter lavorare da casa e sta crescendo solo lui il figlio. Ma quella generazione lì poi si è spezzato qualche cosa, si è rotto qualche cosa, per cui questi genitori più recenti, vuoi dicono perché più concentrati su se stessi, perché le donne hanno acquisito quella libertà e autonomia che non avevano avuto per anni e quindi hanno deciso di goderla appieno, questi nuovi figli stanno perdendo completamente tutte le conquiste che c'erano state prima. Le ragazze danno il cellulare in mano ai propri fidanzati per essere controllate, e se lui non è geloso e non manifesta desiderio di possesso, non si sentono abbastanza amate. Che cosa si è spezzato qua in mezzo? Ancora la risposta non siamo in grado di darla. È una cosa che magari potrebbe anche svilupparsi parlandone. La nostra intenzione è quella proprio di arrivare in qualche modo a cambiare le cose, perché se una comunità si rende conto di quello che sono gli errori, tra virgolette, perché non voglio puntare il dito su nessuno, che sono stati fatti, no. Lei prima ha detto una cosa che mio papà perché non mi può seguire da Roma, ma altrimenti sarebbe saltato sulla sedia. Lui era perché no, e invece noi a spiegare, poi se hai delle figlie femmine è complicatissimo perché ti chiedono il perché di tutto e ribattono ed è una fatica inumana, e se questa fatica non sei disposta a farla, lasci la briglia troppo sciolta, e a quel punto poi arrivano da noi, parlo in questo caso da insegnante, arrivano da noi i genitori e dicono: io non riesco più a farmi rispettare da mio figlio, non so più come dirgli di no. E che lo devo fare io? Te voglio bene. Però, avvocato, queste donne veneto, forse, visto quello che sta succedendo nei nostri giorni, io non divido tra ragazzini e ragazzine, sono delle persone giovani che stanno alzando un po' troppo l'asticella. Ieri questa psicoterapeuta ha detto che sono molto preoccupate all'ospedale di Padova perché in psichiatria stanno arrivando sempre più ragazzi e ragazze che picchiano i genitori. Era molto preoccupata. E soprattutto questi bulletti, così come, non so chi ha inventato sto nome, sti Marazzi, non so, ma lasciamo perdere, che stanno cercando di alzare sempre di più l'asticella con questa rabbia repressa, perché c'è una rabbia enorme, che viene gestita nella maniera più sbagliata. Nel senso che quando tu proibisci qualcosa, e si parlava anche ieri a questi ragazzi, lo fanno 2 volte tanto. Ecco, la prevenzione non dovrebbe essere invece quella di coinvolgerli, di cercare di far capire. Io ieri abbiamo fatto vedere un servizio a Silea di questa casa per gli anziani, di questo uomo che è responsabile di questa struttura, che quando vede questi ragazzini che cominciano a alzare l'asticella nel parco per disturbare, esce con la Coca-Cola, le patatine, ecco, sì, li invita a entrare, a vedere. Lui ha detto: da quando avevo iniziato a fare questo, questi ragazzi non hanno più disturbato. Anzi, quando sono entrati, hanno visto che si stava giocando la tombola, che si faceva qualcosa. Loro sono rimasti stupefatti. Ho detto: ma cos'è sto gioco? Ecco, la tombola. Chi avrebbe, parliamo intelligenza artificiale, social, poi questi vedono la tombola e dicono: cos'è questa roba che ci intriga? Cioè, non è che forse abbiamo sbagliato tutto, che dobbiamo forse, come si parlava prima, uscire per prenderli e portarli all'interno per creare una comunità più vivibile, perché questi qua alzano sempre più l'asticella. Come facciamo? Io non penso che nel carcere risolviamo il problema, o questi ragazzini che sono scappati da questo, che non ho capito come si fa a scappare. Sì, che non è la prima volta, poi sì, però è mica la prima volta che si scappa da queste case che dovrebbero essere protette. Anche là
ecco appunto. Cosa ci dice? Allora, due problematiche distinte, nel senso che lei mi ha posto intanto il problema dei ragazzi, problemi psichiatrici, la psichiatria e tutto il resto, e vorrei affrontare prima questo. Allora, c'erano i manicomi all'epoca di mia madre, poi sappiamo tutto quello che è successo successivamente. Adesso io mi sono trovata anche di recente, il GIP di Treviso mi ha nominata curatore speciale di una persona incapace di stare a processo, una persona molto aggressiva e tutto il resto, che è a processo perché picchiava e insultava i genitori. Stiamo parlando di maggiorenni, però succede anche con i minorenni nel tribunale dei minori. Ho avuto anch'io stessa un altro processo come difesa d'ufficio di uno che picchiava i genitori. Lì però dobbiamo parlare di un argomento che è molto delicato, nel senso che l'assunzione delle droghe, dell'alcol sempre più sfrenato e sempre più disinibito, e vedo anche con molto dispiacere nelle donne, perché devo dire la verità, un po' mi stupisce anche questa cosa. Buon vino tutti quanti lo apprezziamo, ma l'eccedere vuol dire che evidentemente non ci si sa più divertire in un modo diverso probabilmente, soltanto che non siamo tutti uguali, per cui se lo spinello me lo faccio io e in aggiunta all'alcol me lo faccio io, o se lo fa un'altra persona che magari ha già latente qualcosa, c'è il rischio di una slatentizzazione anche di una forma psicotica o altro che viene fuori all'improvviso. E sono sempre più frequenti, perché se passiamo al CSM di Treviso vedete la coda di tutti quelli che vanno a fare i depot o cose di questo tipo. Il sistema sanitario fa quello che può per i numeri. Noi abbiamo fatto un convegno di recente, sempre con la Camera Penale, sugli autori dei reati con problemi psichiatrici. Sono sempre di più, ma non possono e non debbono andare in carcere perché non possono essere curati in questa maniera. E questo è un primo problema, e su questo però sono fiduciosa, perché sotto certi aspetti sono molto fiduciosa, perché chi mi conosce sa che io non sono una che votando un determinato partito non stimi le persone di altri partiti, perché se una persona è stimabile a prescindere, e ad esempio la Paola Roma è una persona che io stimo. Adesso l'abbiamo come assessore in regione e devo dire che è una ragazza, perché è più giovane di me, sul sociale. Io sono felicissima, in tutta onestà, non poteva andare una persona migliore, una donna, come è giusto che sia una donna che si occupa di sociale, e una persona che studia. Mi raccontava che si sveglia alle 5 del mattino, perché anche lei è vulcanica e si impegna tantissimo. Anche a Treviso abbiamo un'altra donna, abbiamo la Tessarolo, e mettere delle donne in queste figure secondo me ti permette comunque di avere un ascolto e una comprensione diversa. E questi sono temi che secondo me, adesso ci dovrà essere, spero, presto la rivoluzione delle IPAB e tutta una serie di altre cose che in regione prima o poi dovrà esserci. Gli ambiti territoriali, gli ATS, sono 3 anni che... Io confido nella Paola Roma tantissimo. Detto e poi ci sono molti giovani, devo dire, ma anche Stefani, Nicolo Rocco, abbiamo Galeano per il PD, sono persone comunque giovani, io mi sento giovane, ho 50 anni, mi sento giovane. L'altro problema invece i ragazzi. I ragazzi, come diceva anche lei, dobbiamo andarli a prendere non per forza per portarli da quelle parti, dobbiamo semplicemente ascoltarli. Cioè, se io vedo dei ragazzini, a me capita, io non ho paura di andare in città di notte. Perché non ho paura? Perché ho vissuto in mezzo magari a persone non proprio semplici, per via del lavoro e del lavoro che faceva mia madre, e ti devi fermare. Cioè, se li vedo e stanno cercando una sigaretta, io purtroppo fumo, gliela offro, e nell'offrirgliela cerco di fare 2 chiacchiere e dire: come mai sei qua? Hai finito già di studiare? Cioè, bisogna cercare il dialogo. Questo signore di cui lei sta parlando è una cosa meravigliosa, perché portateli a casa anche, nel senso che non sono tutti delinquenti, non è che perché li vedi sul muretto sono delinquenti. Cioè, c'è di tutto sui muretti. Questi stavano annoiando, disturbavano, ma vogliono anche farsi notare, vogliono anche dire: io ci sono, io esisto, io ti disturbo perché ti voglio dire che ci sono, notami che esisto. Quindi è molto complessa, cioè noi dovremmo veramente togliere tutte queste barriere verso la diversità. Cioè siamo noi adulti soprattutto che dobbiamo aprirci al diverso, all'altro. Presidente, cosa aggiunge?
No, condivido, stavo pensando a un episodio che era successo a scuola, appunto, di ragazzi che durante un concerto hanno disturbato, e poiché i genitori erano lì che continuavano a lamentarsi, alla fine si sono alzati i toni fino ad arrivare alle minacce, fino alla necessità di bloccare il concerto. E quindi sicuramente la strategia adottata invece da questo signore è quella vincente, lo vedo anche con i miei alunni. E non costa niente? Non costa nulla, non costa nulla, perché hanno bisogno di essere ascoltati effettivamente, e non diciamo relegati in un ambito marginale della città. Non si può creare lo spazio per i giovani fuori, perché non si sentono parte della comunità. Bisogna invece accoglierli all'interno e dare loro lo spazio e il modo di esprimersi come loro vogliono. Essere un po' meno condiscendenti. Tante volte quando incontriamo i giovani in qualche ruolo, in qualche situazione che riteniamo che insomma sia presto, ce ne stupiamo, e invece dobbiamo considerare che lo siamo stati anche noi, e che a 28 anni io mi ero sposata, e che quindi è normale che uno possa avere anche una propria carriera, una propria professione, una propria posizione. E quindi sì, bisogna necessariamente fare questo percorso. Rispetto al fatto di andare a prendere le persone, già durante l'inaugurazione in tanti c'erano molti consiglieri regionali e anche di comuni limitrofi, hanno detto questa cosa va esportata. Ora con calma partiamo, però ieri c'erano 2 signore di Casier, un'altra che era di Dosson, abbiamo detto partiamo, consolidiamoci con questa esperienza, impariamo insieme anche come gestirla, e poi andiamo a trovare gli spazi fuori, perché ci sia anche in periferia a Treviso, perché ci sia anche nei comuni che sono limitrofi a Treviso, perché il bisogno non è solo del centro storico, anzi è di tutto quanto il territorio, e speriamo di poter essere in qualche modo da apripista per tante esperienze simili. Sì, in effetti noi abbiamo anche il Parco dello Storga, abbiamo Villa Margherita. Esatto, cioè lo sai che non ti sarà lunga l'attesa che verremo a fare là. Esatto, non è che ci mancano gli spazi, no. Abbiamo solo anche a girare le mura cittadine. Io quando sento non abbiamo spazi mi viene un po' dire no, guarda che gli spazi dobbiamo ci sono. Occuparli. Ecco, io vedo tutti i parchi vuoti, l'ho detto ieri, parchi per bambini, per ragazzi, giostrine, sempre vuoto. L'ho detto anche a Silea, proprio all'assessore Biasin. Ho detto, ho guardato loro, ho detto, ma dove sono i bambini? Non era caldissimo, era la primavera, perciò pieno di condomini, tutto vuoto. E poi lui ha detto, sì, a una certa ora, hai ragione, arrivano, però vanno in fondo al boschetto e là fanno disastri. E lì c'è un altro problema, che è il problema dell'abitare, nel senso che se facciamo attenzione, poi per carità, appunto io avendo il marito architetto si discute molto di queste cose, poi viaggiamo, guardiamo. Se notate si tende a strutturare gli spazi cittadini senza pensare al vero bisogno, nel senso che nel momento stesso in cui tu crei una piazza, non la crei svuotandola di macchine o altre cose, ma la crei nel momento stesso in cui... gli alberi. Anche lì l'altro problema, ci sono città, Milano ad esempio, New York, che sono strapiene di alberi. L'albero è visto come un costo di manutenzione. Sì, certo, è un costo di manutenzione, indubbiamente uno deve fare i conti con i bilanci, per cui non mi permetterei mai di giudicare da quel punto di vista. Però tu arredi con le piante le famose panchine che sono state tolte dal nostro sceriffo. Tu togli un luogo di aggregazione, un luogo di riposo, un luogo dove si può fermare tanto la vecchietta quanto il cosiddetto maranza, e magari si scambiano una parola e magari ne nasce qualcosa. Allora, se tu vai a creare delle piazze, tu devi pensare in primis a dei luoghi in cui ci si possa sedere, a dei luoghi dove ci siano delle condizioni di ombra e di benessere. Tu devi arredare la piazza perché diventi un luogo accogliente. Nel momento stesso in cui tu lo rendi un luogo accogliente, la gente ci correrà. I giardinetti vari che vediamo vuoti o sono completamente sotto il sole. Noi siamo stati di recente a New York e siamo stati avanti a un parco, giocavano a basket e c'erano quelle televela bellissime sopra, incrociate, a parte che facevano anche architettonicamente scena, bellissimo. Oppure abbiamo fatto un grande viale che c'erano tutti gli alberi, in mezzo macchine, in mezzo una grandissima aiuola, gli anziani che giocavano a
bocce. Io riempirei Treviso di queste cose. Io metterei tavolini con la scacchiera dove l'anziano, ombreggiata, dove l'anziano gioca, si porta da casa gli scacchi e c'ha già la scacchiera lì, e allora si mette lì da solo, poi stai sicuro che un altro ci si siederà davanti se tu gli metti il tavolino e la sedia, e allora tu ricominci a riempire Piazza Rinaldi, cominci a riempire anche Piazza San Parisio, sposti, non dico togli, ci mancherebbe altro, vado io a fare la spesa là, per cui sante... Bisogna aprire e riempire. Devi riempire coordinando, e la gente corre. Allora, Presidente, come ci saluta Francesca Neroni? Con quale messaggio? Ecco, cosa vuole dire come saluto, come messaggio? Come progetto Donne Veneto ci tengo a ringraziare Enea nuovamente per aver creduto nel progetto e a invitare le donne ogni giovedì a venirci a trovare liberamente, senza sovrastrutture, senza aspettative, ma nella libertà di venire a stare insieme. E Avvocato, lei come ci saluta invece? Io vi saluto dicendo che quando nascono collaborazioni tra enti pubblici, associazionismo e volontariato, perché ieri avevamo anche una rappresentante del volontariato, collaborando senza divisioni ideologiche, allora in quel momento si riescono a creare le vere sinergie che sicuramente creeranno opportunità concrete per la comunità. Già Enea lo fa, se ci uniamo tutti insieme possiamo fare sempre di più. Grazie, grazie alle mie ospiti. Grazie. Pubblicità. E adesso andiamo a vedere queste bellissime immagini, andiamo a vedere come si fa, cosa si farà sulle spiagge, e poi ne parliamo, speriamo che si colleghi la sindaca. Andiamo a vedere il sistema turistico regionale. Fondazione Marca Treviso accoglie alla Camera di Commercio la prima tappa degli incontri per presentare il nuovo modello organizzativo basato sulle 17 DMO regionali che oggi diventano i punti di riferimento per offrire un ventaglio di esperienze turistiche coordinate e di qualità ai 74 milioni di visitatori che visitano il Veneto, oggi la prima regione turistica italiana. Un modello di gestione del turismo e quindi poter dare a tutti i territori degli strumenti, ne abbiamo 17 in tutto il Veneto, in questo caso di DMO, di dare gli stessi strumenti a ciascuna di queste perché possano sul territorio poi gestire il turismo in maniera equa ed equilibrata, e penso che questo sia fondamentale, quindi sia dove ci sono le località più importanti come possono essere le città d'arte piuttosto che le città turistiche che oggi sono i top player, ma dall'altra parte anche arricchire quei territori che invece devono crescere, devono ancora svilupparsi. Era un riordino necessario, considerato che sono appena 20 i luoghi più frequentati in Veneto e Fondazione Marca Treviso è stata tra le prime Destination Management Organization a darsi una governance strutturata per le sfide future, ovvero portare più turismo di qualità nelle destinazioni meno battute. In questo momento Treviso è una destinazione giovane, noi siamo a quasi 2,2 milioni di presenze, che nell'ambito regionale è poco, perché sotto i 74 milioni impallidiamo un pochino, ma in realtà noi paghiamo un pochino lo scotto di essere una destinazione giovanissima. Da questo momento in poi possiamo esclusivamente solo crescere, e il tipo di prodotto che noi offriamo è multilivello, perché la nostra destinazione è territorialmente variegatissima, i prodotti che offriamo sono di estrema qualità, andiamo dal prodotto ovviamente dell'enogastronomia, le esperienze in aziende di produzione, il turismo outdoor, ovviamente l'enoturismo, le città murate, quindi la destinazione, il fiume Sile, che insomma è un prodotto turistico a sé stante dall'inizio alla fine. Un incontro tecnico dedicato principalmente ai sindaci e alle organizzazioni territoriali sotto la regia della Camera di Commercio, che intercetta bandi e crea opportunità. Abbiamo un aumento dei flussi turistici importanti dal riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio UNESCO, abbiamo investito tanto come Camera di Commercio con la carta di Cison, che proprio nei prossimi giorni avremo un evento qui, sempre con Mirabilia, dove la carta di Cison diventerà una carta nazionale del turismo sostenibile. Abbiamo portato tanti eventi internazionali, il forum del latinoamericano, tra pochi giorni avremo il forum asiatico, quindi la marca la stanno conoscendo ed è giusto che ci sia per il sistema turistico un indirizzo.
Saluto e ringrazio Nadia Zanchin, sindaca di Eraclea. Grazie sindaco, mi scusi se l'ho fatta aspettare, ma tra fine vita e tra progetto donne stamattina non ne venivo fuori, perché bisogna parlare, bisogna capire invece quanto voi donne, specialmente le sindache, stanno facendo, come si stanno organizzando e quanto credono nel proprio territorio. Il servizio che ha sentito, sindaca, come lo commenta? Prego. Faccio una premessa: per problemi di collegamento l'ho visto un pochino verso la fine. Comunque, per quello che ho visto, io credo che sul turismo dobbiamo puntare veramente tanto, perché è il nostro futuro. Insomma, il Veneto ha il pregio e l'onore di aver fatto dei grossi numeri nell'anno scorso, e sono numeri che negli ultimi anni sono stati in salita, sviluppando non solamente la mare, che di solito quando si pensa a turismo si era abituati a pensare a mare e a laghi. Invece c'è stata una bella espansione anche per quanto riguarda le località turistiche della montagna. Questo probabilmente è dovuto sicuramente anche alle Olimpiadi, che hanno portato un turismo un po' diverso, un po' il caldo che c'è in questi giorni che ci sposta anche verso la montagna. Però noi sindache, insieme ai colleghi naturalmente maschi, siamo impegnati per mantenere gli alti numeri su tutto il litorale. Naturalmente un po' delle volte ci troviamo a doverci improvvisare, perché le nostre località balneari nel periodo d'estate cambiano completamente rispetto al resto dell'anno. Poi abbiamo esigenze naturalmente diverse, con un connubio tra residenti e turisti, con esigenze e con problematiche completamente diverse. Quindi il turismo che stiamo portando avanti, intanto lo stiamo portando avanti in sinergia fra tutti, e questo ci tengo a dirlo, fra tutti i 10 sindaci della Costa Veneta. C'è un grosso lavoro che sta facendo la conferenza dei sindaci, capitanata dalla neorieletta per il terzo mandato, l'avvocato Roberta Nesto, il sindaco di Cavallino appunto, e stiamo puntando molto. Io, per quanto riguarda il mio comune, è un comune ancora che è il più piccolino fra i giganti Jesolo, Bibione e appunto Cavallino Tre Porti, però ha buone prospettive di crescita, soprattutto negli anni a venire. Noi abbiamo un nuovo campeggio che si svilupperà con 12.000 presenze giornaliere il prossimo anno, e questo di riflesso si ripercuote su tutta la cittadina, sia nella località balneare, che richiederà nuovi servizi, nuovi interventi, e sia nella parte residenziale. Eraclea è un territorio vastissimo, 97 km², e appunto bisogna far convivere i residenti con questa nuova realtà. Senta sindaca, si parla molto di terza, quarta corsia anche per il turismo, ma non è che forse dobbiamo pensare anche dai spostamenti fluviali, visto la bellezza delle coste e dei porti che abbiamo? Io quando tocco questo tema sono sempre tutti d'accordo. Il problema è che qualcuno dice è un tema molto delicato, molto costoso, bisogna fare una squadra veramente efficace. Ma io dico sempre, visto che trovano i soldi per le guerre, chissà che non trovino anche i soldi messi tutti assieme. E sì che siamo belli lunghi, sindaca, cioè non è che ci mancano le forze, per capire che forse il mondo sta girando in un'altra maniera, il turista chiede sempre più verde, spazi, questi collegamenti abbiamo visto anche nelle zone che noi conosciamo, Jesolo, Bibione, Lignano, questi collegamenti come sono ben visti, frequentati. Non è forse che dobbiamo spingerci un po' più in là e fare squadra tutti assieme? Sicuramente noi abbiamo il grosso progetto della litoranea veneta, che è un'opportunità per collegare i vari territori anche dal punto di vista fluviale. Ci sono già dei territori tipo il turismo che si pratica lungo il Sile, lungo il Piave, ma adesso lo stiamo cercando di portare anche lungo tutta la litoranea veneta, e questo è un turismo, innanzitutto un turismo green, ed è sempre più richiesto, non solamente per quanto riguarda la parte fluviale, ma anche la parte ciclistica, perché oggi si vogliono proprio conoscere i territori. È un'esigenza che hanno non solo i turisti, come eravamo forse abituati del nord, che cercano più la parte green del territorio, ma vediamo che anche i locali turisti italiani cercano sempre di più di conoscere il territorio, di conoscere la loro storia, e
anche riconoscere le varie realtà territoriali come l'enogastronomia ha un settore davvero importante e si sta cercando di portare il turismo dalle spiagge, spostarlo verso l'entroterra proprio per far conoscere le nostre aziende, per far conoscere la nostra storia. Ed il bello io parlo naturalmente per la costa veneta, il bello è che ogni comune ha una sua identità, quindi è come se non si entrasse mai in concorrenza, ma anzi si dà l'opportunità a chi viene e a chi vuol conoscere, viaggiare, vedere il territorio, al di là della classica Venezia, che quella è una meta fissa, proprio di conoscere quello che è il prodotto locale. Noi abbiamo la fortuna di avere delle belle aziende, abbiamo un Oceto, abbiamo la Isaia, abbiamo dei prodotti che sono il nostro gioiellino e sono sempre più richiesti. Che tra le altre cose il settore agricolo ci insegna a fare anche turismo, perché loro sanno fare squadra, sanno mettersi a disposizione, collaborare insieme. Spostandosi, sono loro quasi che si spostano verso le località balneari per farsi conoscere, quindi c'è proprio un lavoro di squadra che negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, si sta sempre più sviluppando e credo che questa sia la strada giusta per mantenere i numeri alti, perché il periodo di permanenza delle vacanze si è accorciato, si erano abituati ai 15 giorni, adesso insomma quando fanno 9 notti sono già tante. E dobbiamo dargli sempre una proposta diversa, perché il turista non sta più solo in spiaggia, ma proprio ha l'esigenza di questo spostamento. Dobbiamo implementare sicuramente le piste ciclabili, oltre, questo per quanto riguarda quando è già sul territorio, e dobbiamo trovare una facilitazione per far sì che ci sia un facile raggiungimento dei singoli territori. Si sta tanto parlando della strada del mare, per Jesolo e Cavallino, ma sicuramente porterà poi dei benefici anche per quanto riguarda Eraclea, anche per Eraclea. Dovremmo avere anche maggiori collegamenti, più facilitazioni con gli aeroporti. Si sta lavorando con la linea ferroviaria per il trasporto dei turisti dal Marco Polo, quindi dall'aeroporto di Venezia verso le spiagge. C'è tanto lavoro che si sta facendo, la Regione Veneto fortunatamente è una regione che c'è, che ci dà risposte. Noi abbiamo bisogno forse di avere più delle normative create ad hoc per queste località che diventano, le chiamiamo città fisarmonica, anche perché si va sempre più verso una non stagione, e quindi un lavoro che non è più solamente di 2 mesi all'anno, 3 mesi all'anno a massimo, ma si cerca di allungare la stagione proprio per eliminare questo termine di stagionalità. Naturalmente c'è la necessità di avere delle infrastrutture, c'è la necessità di un territorio che sia tutto collegato e facilmente raggiungibile. Questo l'abbiamo visto anche con le Olimpiadi. La facilità per raggiungere le varie località, quindi spostarsi da un posto all'altro, oggi deve diventare una cosa normale, senza perdere tante ore, che è quello che un po' va a disincentivare gli spostamenti. Senta Sindaca, però c'è un problema economico. Noi abbiamo le famiglie quasi tutte in grande sofferenza, pochi soldi che girano, e lo vediamo, tutto è aumentato in maniera incredibile. Il problema vacanze è un bel punto di domanda. Come fare per aiutare? Qualcuno dice qui in Italia avete dei prezzi eccessivi, specialmente al nord. Ecco, e abbiamo dei servizi però veramente ottimi, questo va detto, che non è che si trovino dappertutto, però il problema è che mancano soldi e soprattutto incentivare quelle che erano una volta le colonie, le famose colonie, dove questi bambini o anche questi diversamente giovani, come li chiamo io, sì, ci sono questi soggiorni, però non è che se ne parla così tanto. Non è che dobbiamo ritornare un po' indietro, Sindaca, e vedere come aiutare, come si faceva una volta, le fragilità, dando loro la possibilità anche di usufruire di queste bellezze del territorio, di staccare la spina in un momento così delicato? Prego. Sicuramente noi abbiamo nel nostro litorale, è già un paio d'anni che viene fatto, almeno nell'amministrazione in cui c'ero io, ma veniva già fatto anche in passato, ma lo stiamo incentivando sempre di più, per quanto riguarda le persone anziane.
o comunque non giovanissime, il treno con 5 euro al mare, quindi un trasporto fatto con la rete locale, non faccio nomi per non far pubblicità, però con questa rete locale 5 euro al mare, mettiamo a disposizione come comune la struttura che è la nostra ex fornace, abbiamo una zona dedita proprio per l'accoglimento sia dei bambini che vanno in colonia, perché fortunatamente noi abbiamo ancora i parroci che organizzano, con le parrocchie organizzano queste trasferte nelle colonie, e quindi mettiamo a disposizione questa struttura. Sicuramente noi abbiamo il problema della socializzazione e infatti anche sembra un po' assurdo quando è stato proposto per Eraclea, che abitiamo già al mare, di aderire a questo progetto. L'abbiamo fatto con un'ottica, oltre a mettere a disposizione una struttura anche per i comuni limitrofi, proprio perché riteniamo essenziale che soprattutto le persone anziane che sono sole, hanno pochi progetti per uscire di casa durante il periodo estivo, l'abbiamo fatto proprio per cercare di mantenere vivo il rapporto fra gli anziani e anche con il resto della collettività. È un progetto che si sviluppa naturalmente verso settembre, non in piena stagione, e questo trova la disponibilità anche da parte degli operatori locali. Per quanto riguarda i centri estivi, io ricordo quando ero bambina che si facevano sia in montagna che al mare, andavamo, e effettivamente è una cosa che va mantenuta. Noi nel nostro abbiamo appunto le parrocchie che continuano a utilizzarle, noi mettiamo a disposizione le strutture. Il mare costa, questo è pacifico, perché ci sono dei costi che non si vedono, meglio in più non vedono, quali smaltimento di rifiuti, quali le concessioni balneari, tutti credono che in qualche modo siano costi che vanno al comune, purtroppo il comune molte volte è solamente di passaggio. L'importante è dare un servizio, e che un servizio ci deve essere. Abbiamo sulle nostre spiagge un po' una battaglia sulla questione ombrelloni, sulla battigia. Ci sono delle spiagge libere in cui tutte sono accessibili a tutte le persone, anche chi è in difficoltà economica, e poi invece c'è la parte con le concessioni dove possono essere ci possono accedere chi effettivamente vuole noleggiare un ombrellone, ma il servizio cerchiamo di mantenerlo. E questo mi sembra un buon risultato, tanto è vero che c'è anche il bagnino nelle spiagge libere, fino a poco tempo fa non c'erano, ho capito l'importanza di supportare anche le spiagge libere, sono dedicate non solo a quelle famiglie che sono in difficoltà, ma anche a chi ha voglia di stare tranquillo e beato, non soffocato magari da ombrelloni e da piedi, perché questo va detto, perché eravamo arrivati a un punto veramente non più tollerabile. Adesso andiamo a vedere invece questo summit del mare Costa Veneta e poi lo commentiamo. Costa Veneta punta a dettare delle politiche turistiche all'avanguardia e sicuramente pensare al benessere declinato a 360 gradi o almeno in 8 tavoli. Gli 8 tavoli sono quelli tematici dell'edizione 2006 del Summit del Mare a Rosolina. Il tema centrale è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della Costa Veneta. Il litorale non solo come destinazione turistica, ma come sistema integrato che genera valore sociale, ambientale ed economico sull'idea di salute blu, quando la vicinanza all'acqua è in grado di generare benefici fisiologici e psicologici come un'infrastruttura sanitaria naturale, un distretto del benessere. Sarà un'analisi, un approfondimento importante dove dalla urbanistica dei nostri paesi al food e proprio il wellness stesso la farà da padrona, analizzando sia il star bene dei nostri concittadini ma anche dei turisti che raggiungono le nostre mete. Il Summit del Mare è ormai un laboratorio permanente di progettazione partecipata che coinvolge amministratori pubblici, imprese, operatori e cittadini di un territorio che con oltre 25 milioni di presenze all'anno rappresenta il principale polo turistico italiano. Una conferenza del litorale che guarda da San Michele al Tagliamento e quindi dalla provincia di Venezia fino all'estremo della provincia di Rovigo, che rappresenta insomma un'eccellenza in termini dell'Alto Adriatico, ma soprattutto un'eccellenza di collaborazione tra enti. La volontà condivisa è che questa sorta di stabilimento rigenerativo diventi
una risorsa accessibile tutto l'anno, un distretto del benessere del Mediterraneo dove la crescita economica va di pari passo con la cura della persona e del territorio. Pensare al benessere delle nostre comunità, ma anche dei nostri turisti, all'effetto che il mare, che lo sport, che il cibo ha nella nostra giornata e nelle nostre vacanze diventa prioritario. Sindaca, tutto bello, però questo comporta ad avere una forza lavoro non da poco. Come la mettiamo? Perché sì, va tutto bene, ci crediamo, ma la forza da lavoro dove la troviamo? Lei intanto la conosciamo anche bene, per chi non la conosce, di che partito fa parte, cosa vuole dire la politica, perché la politica ha un ruolo fondamentale. Abbiamo sentito Luca Spavanetto, che noi abbiamo avuto anche ospite, l'importanza di credere su questo progetto, però poi manca la forza lavoro. Prego. Allora, io intanto rappresento una lista civica ma nettamente schierata a destra, quindi abbiamo Fratelli d'Italia, abbiamo la Lega e noi moderati, poi abbiamo anche dei civici all'interno della mia coalizione. La politica ha un ruolo fondamentale anche per fornirci gli strumenti, per fornirci gli elementi. Prima, quando dicevo che noi dobbiamo avere il governo vicino con le città fisarmonica, si parla di turisti, ma ci devono dare anche in qualche modo un aiuto proprio per i lavoratori. C'è una carenza da un paio d'anni di lavoratori, dobbiamo ricorrere a lavoratori esterni, la maggior parte di essi, lo vedo anche nella mia spiaggia, che comunque è piccolina, ma sono stranieri, ed c'è il problema grosso dell'abitazione in questo periodo estivo. Una volta la prima cosa che si chiedeva era quanto percepisco al mese, oggi invece parlando con gli operatori cercano di far star bene il lavoratore, altrimenti la difficoltà è di mantenerlo. Non chiedono più tanto solo quanto prendo, ma chiedono un alloggio. E io ho degli operatori che già mi stavano dicendo che stanno cercando di realizzare all'interno degli alberghi, all'interno delle strutture, dei posti anche per lo svago di questi lavoratori, perché ritengono che il benessere dei lavoratori sia fondamentale anche per un maggiore servizio che poi viene dato al turista. Il problema a casa c'è, ce l'hanno un po' tutti i comuni, così come uno dei problemi che si riscontra in modo indiretto con i lavoratori è che essi dicono: noi lavorando comunque a livello stagionale non possiamo nemmeno accedere, o almeno abbiamo difficoltà ad accedere a finanziamenti, a mutui, e anche qui ci sarebbe la necessità di un intervento da parte della politica a livello nazionale. Come ho detto prima, la Regione Veneto è molto vicina ed è molto sensibile a tutto quello che si occupa del turismo, oltre che naturalmente dell'economia, però credo che sia proprio la politica a dover gettare le basi, tenendo conto anche delle varie realtà dei territori, perché ogni territorio è diverso. Sicuramente il turismo montano è diverso rispetto al turismo fatto al mare. Poi uno dice sempre lavoratore, le esigenze sono completamente diverse. Quello che viene comunque dato ai lavoratori deve essere sicuramente un alloggio, perché questa è la richiesta. Non è semplice, perché in tutti i territori non sono dotati. Anche noi stiamo cercando di valutare delle zone adatte, delle zone che poi possono diventare anche residenziali, perché il numero di lavoratori naturalmente è proporzionato al tipo di turismo, ma c'è la necessità, non avendo avuto ricambio generazionale, perché anche di questo si tratta, c'è la necessità di dare un supporto esterno, tipo comuni vicino al nostro hanno avuto delle foresterie, la cosa è funzionata. Però l'importante è mantenerlo sul territorio e dare loro un servizio. Questa è la prima priorità che ci dicono gli operatori quando gli chiediamo cosa si può fare come comune, cosa si può fare per stare loro vicino ad affrontare appunto la stagione. La prima cosa ci chiedono la creazione delle residenze per i lavoratori. Senta Sindaca, non le sembra che siamo sempre in ritardo, che questi segnali
sono anni che li sentiamo, che questi lavoratori hanno bisogno di un alloggio, come si faceva una volta c'era vitto e alloggio e lavoro era a parte, però ti davano vitto e alloggio. Poi si è cancellato tutto e sicuramente con gli stipendi che hanno non è che riescono a pagare questi affitti che sono onerosi, carissimi, e adesso si parte, ma un conto è parlare, un conto è agire e dobbiamo fare squadra, perché giustamente dice lei, io vedo solo lavoratori stranieri, questa è la realtà, è inutile che ce la giriamo. Invece mi sembra che ci sia una proprio prospettiva verso il diverso, come che fossero tutti delinquenti che non hanno voglia di fare niente. Adesso stanno facendo anche chiarezza, però bisogna agire, la gente non può aspettare, le spiagge si aprono, ma non si aprono solo d'estate, l'ha detto anche lei, si cerca di tenerle aperte tutto il periodo dell'anno, e allora come si fa? Perché siamo sempre in ritardo nonostante i segnali che da anni vengono dati uno contro l'altro, la paura, il terrore? Ecco, forse dobbiamo anche capire che dobbiamo unire le forze con queste realtà che si vogliono integrare, quelli che si vogliono integrare, cominciare veramente a capire a chi sì e a chi no. Perché siamo sempre tanto in ritardo? Perché è facile dire troveremo, ma le spiagge si aprono, i posti di villeggiatura si aprono e le persone dove andiamo a cercarle? Manca sempre qualcosa. Prego Sindaca, cosa vorrebbe dire alla politica? Alla politica vorrei dire di essere più concretamente vicino ai sindaci che non possono, noi nell'emergenza troviamo le soluzioni, però molte volte sono dei palliativi, non sono soluzioni definitive, cioè metterci a disposizione più strumenti. Io prima ho parlato di città fisarmonica, proprio per far fronte a queste esigenze. Abbiamo bisogno anche di più svincoli a livello territoriale. Noi abbiamo un problema. Se per esempio io oggi dico ok, faccio dei condomini per ospitare queste persone, dove loro anche con un prezzo calmierato, con un affitto calmierato degli immobili, quindi non più i 700 euro che ho sentito parlare d'affitto di un appartamento, ma importi agevolati, il problema è poi il poterli realizzare anche sui propri territori. Abbiamo quello che si chiama consumo del suolo, abbiamo quello che si chiama dei vincoli a livello anche costruttivo, e quindi dovremmo essere messi in grado di avere delle procedure sicuramente più snelle, sicuramente più veloci. Molte volte ci fanno passare per enti che sono enti tutelanti, nessuno dice nulla, ma dovremmo trovare delle soluzioni proprio per snellire la procedura e soprattutto dare modo anche ai datori di lavoro di poter assumere con delle agevolazioni fiscali, perché anche la tassazione del lavoro c'è ed è un peso che effettivamente i datori di lavoro sostengono, e questo va un po' a disincentivare. Cioè, se io nella mia struttura, come stanno facendo dei miei operatori, gli realizzo dei posti e quindi mi vado a privare della possibilità di affittare delle stanze o comunque di dare delle stanze ai turisti, almeno che ci sia un'agevolazione anche su questa parte di residenzialità che viene fatta all'interno delle strutture. Quindi, perché la volontà c'è, come dicevo prima, il datore di lavoro è molto attento e sa che se ha un dipendente che si sente bene, sicuramente questo dipendente riverserà la sua soddisfazione su tutto quello che è l'ambito lavorativo e quindi anche nei confronti del turista. Avere un lavoratore poi che è già sul territorio senza fargli fare chilometri e chilometri va a rendere tutto più semplice. Ci sono anche dei collegamenti che devono essere fatti maggiormente, perché i territori, io per esempio ho una parte del territorio che è completamente scollegato dall'altro e mi riferisco ai collegamenti pubblici, quindi alla viabilità pubblica con gli autobus. Ho delle linee che non mi arrivano nemmeno a Eraclea Mare. Un ragazzo giovane che vuole in qualche modo lavorare e non ha la patente mi deve andare a San Donà per andare poi a Jesolo, o deve venire in centro a Eraclea per poi andare a Eraclea Mare. Anche questo è una cosa che pesa, perché
non è vero che i giovani non vogliono lavorare. I giovani hanno voglia di lavorare, molto spesso sono bloccati dalle normative, perché le normative in tema di lavoro, soprattutto per i giovani, sono molto stringenti. Adesso ci sono queste proposte di ritornare a lavorare i ragazzi di 14 anni, l'ho fatto anch'io, sono cresciuta e per me è un'esperienza di vita che tutti dovrebbero fare senza avere il limite dell'età lavorativa, cioè almeno i 14 anni vanno bene, senza avere dei limiti, senza avere particolari Siamo perfettamente d'accordo, sindaca, però io voglio farle vedere questo, devo correre, se no non ce la faccio, questa manifestazione no agrivoltaico più grande d'Italia, Eraclea. Vediamo com'è la situazione, andiamo a sentire. No al più grande parco agrivoltaico d'Italia in comune di Eraclea. Dovrebbe sorgere su 165 ettari di suolo agricolo, pari a 230 campi da calcio, e cingere d'assedio l'abitato di Torre di Fine con 118.000 pannelli alti 4 metri. Pannelli che, sostiene il Comitato No Agrivoltaico, secondo gli studi più recenti porterebbero anche ad un aumento medio delle temperature di 4 gradi. Contemporaneamente, peraltro, informa sempre il Comitato, è in progetto un altro parco ancora più grande, 220 ettari in località Boccafosse a Torre di Mosto. L'appello è soprattutto alla Regione. È un progetto di enormi dimensioni, è un progetto assolutamente incompatibile con il nostro territorio, è un progetto che va assolutamente ritirato o spostato da un'altra parte. Certamente non può essere un progetto che viene applicato qui a poche decine di metri dalle abitazioni, dal centro abitato di Torre di Fine. I manifestanti che hanno percorso i luoghi interessati dal progetto si dicono favorevoli alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, ma non al costo enorme che pagherebbe un territorio naturalistico che ha una lunga storia di bonifica, agricoltura e sviluppo turistico costiero. Ma se proprio vogliono fare questo agrivoltaico avanzato, assolutamente può essere trovata un'altra area. Il proprietario e la società devono prendere atto che la società di Eraclea, il paese di Eraclea, le categorie economiche di Eraclea non vogliono assolutamente questo progetto. Ricoprirlo di pannelli, cabine elettriche, container e recinzioni metterebbe una pietra tombale su una delle poche opportunità di sviluppo, e c'è anche molta paura di una significativa diminuzione del valore immobiliare delle case. Sindaca, 2 minuti per rispondere, come commenta, cosa vuole dire, prego. Comitato del No Agrivoltaico di Eraclea ha avuto fin da subito il sostegno dell'amministrazione, che anche noi, esattamente come il Comitato, non siamo contro alle energie rinnovabili, non siamo contro all'agrivoltaico in sé, ma siamo contro alla collocazione di questo agrivoltaico. Noi abbiamo un enorme campeggio che sta per sorgere a 2 chilometri di distanza. Abbiamo le case che vengono letteralmente circondate su 3 lati da questo impianto grandissimo, sono 165 ettari, con tutti i disagi poi per la popolazione, non solamente dal punto di vista ambientale, perché si trovano con questi pannelli. Adesso io non entro nel tecnico, riscaldamento sì, riscaldamento no, comunque sta di fatto che si trovano con questa enormità che li invadono. Abbiamo il problema della litorale, abbiamo parlato prima di uno sviluppo turistico in un determinato senso. Questo agrivoltaico che ce lo siamo trovati dalla mattina alla sera, abbiamo saputo da un giornalista che era stato depositato in regione, quindi con la procedura del PAUR, senza nemmeno avere un confronto con i cittadini, senza nemmeno trovare soluzioni alternative. Adesso l'imprenditore privato ha fatto il suo, per me è un investimento. Una volta c'era la speculazione edilizia, adesso sentore che inizia ad esserci una speculazione agraria, perché comunque quello che va a rendere questo agrivoltaico al proprietario sono cifre importanti, si parla di 60-70 mila euro all'ettaro nei 30 anni, quindi su tutti i 30 anni. Capiamo che sono cifre importanti, capiamo che di fronte a la necessità di avere l'energia green
va fatta, ma deve essere studiata bene. Basta così, Sindaco, perché non ce la faccio chiediamo più. Anche qua più strumenti per regolamentare il territorio. Grazie alla Sindaca Nadia Gianchin, Sindaca di Eraclea, di aver spiegato anche molto bene. Capite che anche i sindaci sono contrari, abbiamo un'altra storia infinita a Rosà, vedremo come andrà a finire. Qualcuno dovrà capire di dare delle risposte sensate, ecco, il buon senso. Abbiamo 5 sensi, ma manca il buon senso a qualcuno. Grazie Sindaca, buon lavoro, grazie. Andiamo a vedere il vostro assegno, chi è andato. Ciao grande famiglia, 2 gennaio 2019, mercoledì, banco aperto e oggi facciamo l'assegno, ma è una sorpresa anche oggi e vedrete a chi. Ciao Alessandra, cara. Buongiorno. Ciao carissima. Allora, Alessandra è la mamma dei 3 gemellini che il 1° febbraio compiranno quanti anni? 1 anno. 1 anno, è già passato 1 anno. Sì. Mi sembra l'altro giorno che arrivavi con il pancione sì. E dicevi sono 3 maschietti. Cosa si provava? Allora, torniamo indietro Alessandra, quando ti hanno detto che erano 3 maschietti? Una gioia immensa, però un pensiero ho pensato come farò con 3 da sola e poi le forze sono venute. Come si chiama? Alberto, Marino e Giulio. Alberto, Marino e Giulio. Questa mamma però era un po' in difficoltà e allora il Banco Solidale ha cercato di aiutarla e oggi c'è una sorpresa Alessandra. La grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti questo. Allora, prima questo pacco per i gemellini. Per i bambini. Questo arriva da Zenson di Piave, in particolare da Rita, sì, che ti saluta tanto, sì, e dentro ci sono tutte cose per i tuoi bambini. In più la grande famiglia di Rete Veneta hanno deciso di aiutare i 3 bimbi, perché dovranno andare all'asilo, i soldi non bastano mai, allora questo è l'assegno, Alessandra, della grande famiglia. Io posso solo dire grazie. Mi sento quasi indegna per tutto l'aiuto che mi avete prestato. Tu non devi sentirti indegna, anzi sei stata una bravissima mamma che hai saputo affrontare anche il Banco Solidale nel momento che avevi bisogno. Sì. Hai guardato i tuoi figli, i tuoi bimbi, sì, hai detto Mirella io ho bisogno di cose per i miei bambini perché sono 3 non ce la faccio e noi abbiamo cercato di aiutare. Ma a distanza di 1 anno cosa si prova? Ritornare sempre al banco, vedere crescere i bambini e vedere questa grande famiglia che vedi che ti abbraccia in continuazione? Beh, un senso di gratitudine e un senso di poter dire un domani voglio almeno dare un qualcosa anch'io a chi mi ha aiutato, un senso comunque di gratitudine. Io ho letto la tua lettera che mi hai scritto e mi sono commossa, non riuscivo ad andare avanti quella mattina perché delle volte toccate proprio la Mirella nel profondo, nel senso che tu hai fatto capire quanto importante è stato il Banco Solidale, sì, per te. Questo sì, perché mi sono ritrovata un attimo in difficoltà e quindi ho dovuto chiedere aiuto. Quindi non c'entra niente l'orgoglio, quando ci sono dei bambini purtroppo bisogna anche avere cioè il coraggio di chiedere aiuto. Allora saluta la grande famiglia di Rete Veneta e fai Grazie. Gli auguri. Cosa vuoi a questa famiglia 2019? Cosa dovrebbe portare a questa grande famiglia? Tutto quello di cui ciascuno ha bisogno, dalla salute al lavoro, pace in famiglia, l'armonia. Ognuno di voi sa quello di cui ha bisogno e io lo posso solo augurare. Allora anch'io vi dico grazie perché anche questa settimana abbiamo fatto una buona azione, aiutiamo Alessandra e i suoi 3 bellissimi gemellini. Ciao, anche quest'anno devo dirvi prossimo assegno.